Andiamo, amici belini, andiamo perché andiamo. Allora, amici bellini e amiche belline, le amiche belline soprattutto perché ci sono amiche belline che sono mamme e quindi prima di tutto gli auguri a tutte le mamme. Io ho fatto il mio due diligence, telefonato alla mamma lontana, ma tutti gli amici bellini sono figli di mamme, quindi alla grande. E siamo un po' figli di questa, della mamma Napoli, città, squadra, che si può dire subito è sembrata un po' appagata, è sembrata un po' senza genio, è sembrata un pochino anche sulle gambe, nel senso che sta squadra funziona e va, quando va a 1000 e metti tutto sopra ritmo e funziona e non ti prendono. Se tu giochicchi e giochi leggero, entri leggero nei contrasti, il pallone non gira velocemente, qualche 1-2 poi sono un po' di imprecisione, è difficile. Aggiungiamoci, i temi sono tanti oggi, a partire da Gollini, quindi dal portiere, fino ad arrivare alla Zerbin. Sono tantissimi, io mi sono segnato Gollini, Elmas, Politano, Zanoli, Anghissà, Palladino, e affronteremo un pochino tutto e voi mi incalzerete. Contemporaneamente è chiaro, all'interno poi di questa squadra ci devi vedere anche le seconde linee che in questo momento vengono messe in campo un pochino per cortesia e un pochino per vedere, anche per giudicare, per vedere se qualcuno di questi vale la pena di tenerlo anche l'anno prossimo. È chiaro che è difficile anche valutare le prestazioni individuali in una partita dove stai performando di meno e quindi io vi devo giudicare Beresischi. È difficile quando poi intorno non vanno a 1000 all'ora come lui, quindi deve essere la live, deve essere dell'equilibrio, delle considerazioni. Non voglio nemmeno sentire però che se ne fa, perché chi se ne frega, poi dopo veramente accendiamo le app, vediamo il risultato e ce ne andiamo a dormire. Invece a noi ci piace fare approfondimento e approfondire tutti e tutto, e poi ho anche gli XG pronti. Quindi allora un po' di baci generali, di buonasera vari. Prendo il Giulio che dice buonasera, ho messo il like prima della diretta per dimostrare l'attaccamento, forza Napoli sempre. Io ringrazio tantissimo, siete veramente i miei eroi, specialmente nelle partite in cui c'è meno motivazione per il risultato, perché queste sono le sconfitte che non cambiano il fatto che siamo campioni d'Italia. Lo vedete quello scudetto lì? Sta dietro la mano, l'abbiamo preso, l'abbiamo raccolto ed è nostro e non ce lo può togliere nessuno. Però c'è il record di punti, però c'è l'onorare il campionato, onorare la maglia, onorare i tifosi che vanno in trasferta, un po' tutto, e quindi vediamo cosa succede. Ha più potere sugli arbitri una neopromossa che i campioni d'Italia. È vero, noi lo scudetto o lo stravinciamo o non ce lo fanno vincere. Enzo, questo è un altro tema, lo possiamo mettere tra i vari temi. È chiaro che per tutto l'anno abbiamo imparato a non attaccarci alle decisioni arbitrali, anche perché il Napoli ha saputo essere più forte anche di varie decisioni arbitrali discutibili. Oggi è l'esempio più clamoroso, insomma, quello del fallo al contrario. Cioè su Osi è rigore netto, si mette davanti, prende il calcio, dà il fallo al contrario, dà il fallo a Osi, e lì poi il VAR che non interviene. Ma quello è solo uno degli esempi, perché pure su Beresischi mi hanno fatto vedere mezzo replay e non lo so. Quindi anche questo fai bene a dire neopromossa sì,
siamo d'accordo. Diciamo che il Napoli oramai è fuori dai giochi e quindi ci pensano, fa anche meno rumore una decisione pro o contro, però i dati il Monza, lo sapete quale società c'ha. E quindi andiamo avanti a leggere tutti i vostri commenti. Pasquale, buonasera, la squadra sarà pure appagata, ma non mi sembra giusto nei confronti di quei tifosi che spendono soldi per andare a vedere i propri beniamini. Assolutamente. C'è l'amico abbonato Alessandro che è andato allo stadio, lui comunque si è divertito, noi raccogliamo tutte le testimonianze. C'è chi sicuramente, essendo andati allo stadio lì, sarà rimasto male, ma anche chi se l'è vissuto come una festa e con tutta la tranquillità. Poi stadio piccolino, c'era un buon numero di tifosi, si sarebbe potuta vedere una festa anche più bella, però intanto il Monza credo che come società ci abbia rispettato. Non so se ci sono stati tifosi, ma si sentivano i megafoni del capo ultra del Monza che più che altro si soffermano sui propri beniamini e questo fa più piacere onestamente. Poi per quanto riguarda il Monza, è una squadra che gioca bene a pallone, che non fa barricate e quando tu hai i Petagna davanti non è che gli puoi lanciare una palla e lasciarlo solo, devi giocare intorno e quindi il tema palladino è importantissimo perché mi interessa. Come ho visto Zerbin, non voglio fare voti perché voglio rivederla la partita prima di fare i voti e domani facciamo l'analisi tattica, però l'ho visto insomma voglioso tentare di fare, l'ho visto anche scavallare con i movimenti e arrivare anche a destra per creare un po' di scompiglio. È chiaro che Zerbin in quella zona deve essere anche coadiuvato dal terzino che gli deve dare soluzioni e su Olivera lo sapete, io vi ho detto a inizio anno Olivera mi sembra un terzino normale e credo che stia confermando quello che è il giudizio di un terzino normale. Mario Rui con le sue difficoltà fisiche comunque ti dimostra qualità, ti dimostra il pensiero, vede dei passaggi che altri non vedono e li effettua, e poi c'ha il difetto magari di subire magari un colpo di testa. Olivera di testa si fa rispettare, va spesso anche a chiudere l'azione sui calci d'angolo e ci va anche vicino. Durante lo sviluppo dell'azione Olivera, io ripeto il mio giudizio di terzino normale, e il terzino normale non aiuta un giovane come Zerbin. Giovane, insomma, ci sono più giovani che sono anche più performanti. Zerbin, un altro tema che secondo me va rivissuto. Solo 67 like, 8, bravo. Vediamo un pochino chi poi ci tiene a me oltre che al Napoli, perché lo sapete che il like fa bene al canale ed è un momento di supporto. Siamo in 130, possiamo arrivare a 100 immediatamente considerando i like preventivi. Forza, forza ragazzi, fate i bravi. Buonasera a tutti, fa rabbia, dice Nicola, vedere la passività dei nostri rispetto alla cazzimma con cui gli avversari ci affrontano. Hai ragione Nicola, tra l'altro diciamolo, sì, Beresischi in campo, sì, Juan Jesus in campo, Gollini, siamo d'accordo, però era il centrocampo titolare. Diciamolo che era il centrocampo titolare, ma un Anghissà che noi sappiamo che ce l'ha dimostrato in gran parte della seconda fase del campionato, quando avevamo tutto quel distacco e quel vantaggio accumulato, Anghissà attacca e stacca molto spesso ci è sembrato lezioso, e lì io posso chiedere a Spalletti, secondo te, non dico Ndombele, ma ti rendi conto, riesci a renderti conto in fase di allenamento se Anghissà poi in partita sarà performante o meno? Perché io capisco lo strapotere fisico, la notevole tecnica anche di Anghissà, però se Anghissà non ce lo fa vedere che lo vuole fare, che è motivato al 100% per fare la partita e per dominare, perché può dominare, lui può dominare tutti i centrocampi d'Italia e lo ha fatto bene anche in Europa. Quando Anghissà sta così non ti dà un valore aggiunto, anzi tu ti aspetti che la palla vada a buon fine e invece non te lo dà il valore aggiunto, e lì è un peccato. Ecco perché, come devi dare
una soluzione in panchina ad altri, come l'hai data, devi dare una soluzione anche a Anguissa. E Ndombele quest'anno non è stata una soluzione che ha messo Anguissa sulle punte a dire ok, il mio sostituto si sta comportando bene nell'allenamento, se non faccio benissimo in partita mi leva il posto. Anguissa non glielo levi il posto, perché non hai avuto un rendimento superiore anche di un Anguissa al 50%, e quindi quello è un peccato. Primo tempo Napoli lento e svogliato, secondo tempo meglio, ma comunque al di sotto dei nostri standard. Complimenti al Monza per la voglia messa in campo, ma poi li hanno tolti i manichini nella Saravarra. E hai ragione Giorgio, perché anche lì restano decisioni quanto meno discutibili. La voglio liquidare così, però fanno ridere. Contemporaneamente, ragazzi, siamo alle solite. Noi possiamo attaccarci al VAR, agli arbitraggi che fanno cose strane, e me lo devi dare il rigore, poi non lo sappiamo tirare, ma mi devi dare anche la possibilità da regolamento. Osimhen si sta giocando un trofeo che è il capocannoniere, gli devi dare la possibilità di farlo, e così si deve andare avanti nella regolarità delle cose. Se quello si è guadagnato un rigore mettendosi davanti, glielo devi dare, poi lo sbaglia, poi perdiamo la partita lo stesso, non mi interessa. Però noi mettiamo sempre avanti la prestazione della squadra, e insieme alla prestazione della squadra andiamo a vedere, perché me l'ero preparata, c'è da dare al Monza quello che è del Monza, perché il Monza ha creato leggermente di più del Napoli. Guardate i pallini, perché si arriva poi all'1,38 del Monza e all'1,11 del Napoli. Il Napoli crea più pallini. Molti sono anche tiri ribattuti, tiri deviati, tiri che non arrivano in porta, però sono occasioni piccoline che il Napoli crea, e non crea abbastanza. Il Monza, ovviamente, il gol arriva da molto vicino, sia il gol del primo tempo che quello del secondo tempo, quindi fanno un XG alto, quindi hanno creato qualcosa in meno, ma hanno creato occasioni più pericolose, e quindi bisogna dare atto al Monza, perché noi lo sappiamo, non dobbiamo essere solo napolicentrici, dobbiamo vedere anche gli avversari, e gli avversari, ragazzi, se tu non giochi al 100% ti fregano, lo abbiamo visto durante tutto il campionato. Ecco perché il Napoli merita i nostri applausi, perché ha tenuto un ritmo altissimo per tutto il campionato e ha capito che non doveva mollare mai, che creare un grande gap era l'unico modo per poi andare avanti e stare senza ansia. Fossimo stati punto a punto, ragazzi, dietro è chiaro che li abbiamo visti che scivolano, una volta scivola la Lazio, una volta scivola la Juve, poi sono scivolate le milanesi in continuazione. Adesso c'è l'Inter che invece sta performando molto meglio, la Juventus in qualche modo sta sempre là, la Lazio è venuta un po' meno perché hanno troppo sforzo, sono usciti dalle coppe per concentrarsi sul campionato, però il nostro vantaggio è stata la nostra salvezza, perché altrimenti diventava difficile. Provocazione: propongo di iniziare tutti i messaggi, anche quelli critici, con un grazie Napoli. Non è una provocazione, è un buon come si dice, è una iniziativa, una proposta, ecco, è una proposta di attaccamento. Io comunque questo lo lascio perché è importante ricordare. Io come la chiamo la live? La chiamo sempre Monza contro Napoli campione, e voglio lasciarlo per tutto il resto del campionato. L'anno prossimo magari evitiamo di fare cose alla Giroud, evitiamo di metterci il dito sullo scudetto, anche perché qua ritorniamo al tema delle motivazioni. Le motivazioni di questa partita si può traslare questo tema anche all'anno prossimo, e quindi la società dovrà essere brava a capire se ci sono dei giocatori che sono magari un po' appagati e hanno fatto qualcosa di straordinario e pensano io il mio l'ho fatto, sono entrato già nella leggenda. Attenzione, questo non lo voglio vedere, che ci indichiamo lo scudetto e ha vinto lo scudetto. L'anno prossimo si deve fare di nuovo, bisogna impegnarsi di nuovo come se non avessimo fatto niente, per dimostrare che vogliamo aprire il ciclo e vogliamo imporci in Italia e diventare ufficialmente una sorella, specialmente se ci sarà la conferma del vuoto di potere, perché un po' il vuoto di potere, perché le milanesi steccano e zoppicano,
e un po' il voto di potere. Vediamo cosa succederà alla Juventus politicamente, se avranno delle ripercussioni, non lo so. Il Napoli si deve impegnare e deve occupare quel voto di potere e deve dimostrare: la comando io in Italia, non vi preoccupate, diritti TV all'estero, non vi preoccupate, c'è una squadra che gioca bene e che ha intenzione di imporsi e di vincere il quarto, il quinto, il sesto, mettersi dietro tutto il resto delle squadre del sud, perché 1 a Cagliari, 2 alla Lazio e 3 alla Roma, 3 al Napoli, adesso noi scavalchiamo anche la Roma, se no è il progetto. No, il Napoli adesso deve dimostrare che non è stato un caso, che non è stato random, anche per la narrativa, perché intorno prova Eccelli, eccetera eccetera, soffiare su questo vento della pochezza, della pressapochezza, soffiare sul vento e dimostrare: sì, vinciamo anche l'anno prossimo, zitti, venite a casa nostra, fate figuracci, andiamo a casa vostra, fate figuracci. Quindi questo sarà importantissimo. E Polli vi ricorda: lasciamo i like per i campioni d'Italia in Italia, e Azzurro Fluido sempre al top. Grazie mille Polli, e sei sempre carinissima. La provocazione l'abbiamo letta. Stefano dice: allora diciamo così, non presentiamoci alle prossime partite. No, infatti questo poi è il pericolo di chi dice: vabbè, tutto a posto. Io il tutto a posto, il tutappostismo dei tutapposter non lo sapete che non lo amo, e voglio sempre andare a leggere tra le righe. I temi ci sono, ragazzi, non è che si può liquidare, perché ci sono i temi. Chi è il portiere dell'anno prossimo? Tema di cui non sta parlando nessuno, perché va bene fare la passarella a Gollini, probabilmente l'ultima la giocherà anche Marfella, ma voglio sapere: Meret giocherà con l'Inter? Spalletti sta provando Gollini per avere un'idea per l'anno prossimo, o perché Gollini si è meritato queste ultime partite? Meret ha la completa fiducia dell'allenatore, oppure alla fine, come guardiamo nel passato, Meret stava andando allo Spezia e nemmeno se lo sono presi? Poi Meret ha fatto un buon campionato, ha fatto anche delle parate decisive, però anche questo è un tema, e quindi dobbiamo capire se queste ultime partite sono solo una passerella, o se Spalletti sta facendo delle valutazioni, o se Spalletti sarà o non sarà, e lì deve parlare la società. Allora, Frank, è come se mettesse scorna e tira lo so, perché la passi lì nell'inizio del secondo tempo, Angelo, veramente non ho capito, mi sembrava avesse tutto lo spazio per esplodere un destro violento, stai sul piede tuo, veramente alle volte Anghissà non lo capisco proprio. Grazie Napoli per oggi, cambiavi tutti, il Monza vinceva lo stesso, forse noi eravamo carichi per l'Inter. Già carichi per l'Inter? No, Rob, no. Una partita alla volta, perché poi perdere non aiuta a niente. Probabilmente l'unica cosa che aiuta questa sconfitta è far capire all'ambiente che non siamo invincibili e che si può ancora migliorare. Attenzione, mi fa piacere questo, perché se poi si passa un messaggio di Napoli, squadra indistruttibile che ha ammazzato il campionato, tutto vero, però ci sono anche dei momenti in cui tu potevi far meglio. Vedi la Coppa Italia, vedi lo stesso le ultime 3 partite con il Milan. Sì, l'arbitro è chiaro, e anche lì si può fare meglio, mettendo dei dirigenti che hanno le mani in pasta e sanno come farsi rispettare, avere dei giocatori all'altezza, perché Di Lorenzo una la può saltare, e ve l'ho detto, quando arriva Beresit non gioca, tutti quanti: grande Napoli che ha pigliato anche il vice Di Lorenzo. No, non ha pigliato nessuno. Ha fatto l'operazione è lodevole, perché hai fatto giocare Zanoli, che nella Sampdoria disastrata Zanoli ha comunque giocato bene, e lì quello è un altro tema: riprendere Zanoli e farlo marcire di nuovo in panchina, oppure mandarlo in una squadra media di Serie A. Tanti temi. Non ammetto non parlare di niente. Gaetano 0 minuti, questo è un tema, non l'ho capito, io me l'aspettavo, non l'ho capito. Spalletti lo adora, lo porta sempre in palmo di mano, dice che ha grandi potenzialità. Anche Gaetano poteva essere una cosa, non dico dall'inizio, ma poteva poi entrare dopo. Poi dopo le sostituzioni di Spalletti sono anche discutibili, quelle finali, perché butti tutti i giocatori all'attacco, rinunciando anche a uno sviluppo un pochino più logico, perché capisco mettere Kvara al posto di Zerbino subito, logico,
poi metti Politano al posto di Elmas, logico, anche Politano, perché Politano non veniva dall'infortunio, ok, però me lo aspettavo titolare, va benissimo Elmas a destra, Di Lorenzo, Beresischi e Raspadori e Anghissà, e già lì ti metti praticamente a due con Zielinski, Lobotka, e vabbè, molto molto offensivo così, poi togli pure Lobotka per mettere Simeone, lì è quasi come a dire mettiamo tutte le bocche di fuoco e vediamo se qualcuno la sviluppa, e non si è fatto. Va benissimo, non è che vabbè. Vedi, qualcuno sta facendo il fatto grazie Napoli, secondo te più mancanza di motivazione o stato di forma? Stato di forma non lo dobbiamo sottovalutare, perché il Napoli lo sta giocando da Napoli da parecchio tempo. Aggiungici tutte e due le cose, le motivazioni e lo stato di forma, tutti e due, amici, tutti e due. Andrò controcorrente, per questo ho discusso anche nel gruppo, ma non mi sta bene perdere in questo modo, vincere con il record di punti, un distacco abissale e dare dimostrazioni a tutti, e siamo d'accordo, Davide, siamo d'accordo. Gollini sarebbe da riconfermare, secondo me sì, Simone, peccato anche per Gollini che stava mantenendo un clean sheet nelle sue poche prestazioni e ha dovuto raccogliere la palla 2 volte, magari non... sicuramente non responsabile, e ha fatto pure una bella parata, però esatto, vedi, ha evitato 2 volte il 3-0, Gollini lo terrei, un buon portiere, 3 partite che ha giocato, ha salvato un sacco di volte il risultato. Grazie Napoli. Beresischi peggiore in campo, Olivera malissimo, anche sa cammina da mesi, troppo svogliato, a questo punto preferisco un Gaetano con più voglia di sudare in mezzo al campo, ed è condivisibile Armando, molto in disaccordo con questo mood. Noi abbiamo vinto grazie alla forma fisica e la voglia mostruosa che ci abbiamo messo, lamentarci che oggi non c'era è follia. E Gazzella, come vuoi tu, nel senso che tu sei padronissimo di non essere d'accordo con il mood, però io non posso liquidare le partite. Che facciamo? Questa, poi l'Inter, poi Bologna e poi la Sampdoria. Se non ci mettiamo la voglia, cominciamo a raccontare 4 partite finali dove vabbè, ma tanto tutto con i brindisi in campo. È sempre sport, ci sono i tifosi che ti guardano, ci stanno i Valerio Fluido che si scendono la mattina per sentire conferenze, per vedere la partita. Io non ci sto. Il percorso, proprio perché non siamo risultatisti, proprio perché il risultato non è l'unica cosa, e io posso pure perdere, ce la giochiamo ad armi pari, a viso aperto, e perdiamo perché l'avversario è più forte di te, però questo Napoli non è nemmeno la brutta copia del Napoli che ha vinto lo scudetto. Quindi vinto grazie alla forma fisica e alla voglia mostruosa, ok, però devi avere anche la possibilità di avere dei giocatori che, se non stanno benissimo, comunque ti garantiscono una prestazione. Rigore su Osimhen tutta la vita, e magari quello di Politano si può dare, come no, quello di Politano sì, magari la leggera spinta si può dare. Devo rivedere quello su Beresischi, l'abbiamo detto sull'arbitraggio, veramente c'è da stendere un velo pietoso. Di Lorenzo è indispensabile e non avevamo dubbi. Sarò sincero, l'unico rimpianto di quest'anno è stato un po' la Coppa Italia, per il resto campioni d'Italia e finalmente si gode. Sto qui dal video del Panariello di Ancelotti e non voglio lamentarmi, ma siamo troppo sterili offensivamente, non abbiamo nuove soluzioni. Tu pensi si possa fare altro? Servono nuovi giocatori? Kevin, con questi giocatori abbiamo visto tante soluzioni offensive che non sono solamente quelle là di Osimhen. In questo momento ci dobbiamo rendere conto che la squadra deve dare il 110, il famoso 110-120%. Tu stavi da Panariello di Ancelotti, perché io Sarri l'ho analizzato solo nel finale, ma anche con Sarri noi abbiamo parlato di giocatori che dovevano overperformare e lo hanno fatto fin quando c'era la possibilità dello scudetto. Quando poi ti scivola la possibilità dello scudetto, vengono meno un po' quell'andare oltre anche le possibilità tecniche che hai. Yusai è l'esempio. Io vedo Beresischi e penso Yusai, bene o male. Poi sarà un po' più alto, sarà un po' più bravo, cambia veramente poco. E lì però vedi questo qua, che comunque veniva dall'Empoli e che comunque ci dà quel di più, quella corsa in più,
quel tentativo in più, quell'intelligenza anche tattica in più. Anche Beresischi a un certo punto lo abbiamo visto all'interno del campo fare il terzino interno come Spalletti ti dice, però poi la palla non arriva pulita. È tutto, secondo me è tutto normale, è tutto logico e va bene. Allora, visto che ormai hanno capito come fermare Kvara, è ancora, ma no, io vedo uno simile troppo isolato e che queste partite non si prova un Napoli a 2 punti, siamo troppo sterili e ci specchiamo nel possesso ultimamente. Allora, il fatto del Napoli a 2 punti va benissimo, si possono provare nuovi moduli, il famoso piano B e va bene. Simeone entra all'80°, quindi quello è il Napoli a 2 punti, troppo poco tempo per vedere, però hanno capito come fermare Kvara, te lo annullo come commento perché non hanno capito niente. È chiaro, proveranno sempre a raddoppiarlo e per Kvara sarà sempre più difficile, ma Kvara, nonostante un Napoli non brillante, lui che anche lui non sta in una forma mostruosa, che non si ferma dall'anno scorso perché non ha fatto neanche le vacanze, ricordiamolo, comunque 1, 2, 3 volte a partita riesce ad andarsene fino in fondo e a mettere cross pericolosi. Non è il problema a Kvara. Osimhen troppo isolato può essere un tema perché devi mandare centrocampisti a supporto. Se giochi col 4-3-3 e Osimhen resta isolato, uno delle mezzale deve andare, un altro deve andare a chiudere Anghissà, deve andare a chiudere un Elmas, questo sicuramente sì. Ci specchiamo nel possesso palla e qua sono le soluzioni tattiche, nel senso che tu devi farla girare il pallone per cercare di spostare gli avversari e fargli perdere un pochino le marcature che hanno, però lì anche Spalletti è stato bravo durante l'anno a dirci alle volte non dobbiamo tornare poi anche dal portiere, dobbiamo cercare di andare in avanti dopo aver fatto 2 o 3 passaggi perché altrimenti si rischia questo, si rischia poi di dargli troppo tempo agli avversari per recuperare. Una sola considerazione, Zanoli tutta la vita. Poi c'è da dire che contro noi cacciano tutto l'arca e scienza e mancano 3 rigori, però sono dettagli, non sono dettagli, sono tutte cose che secondo me dobbiamo mettere sul piatto e ne dobbiamo parlare. Grazie a Napoli, purtroppo non ho visto la partita, non posso lasciarmi andare in considerazione, l'unica cosa che mi brucia è dover rinunciare così presto all'idea del record di punti. Sì, ricordiamo che adesso non ce ne sono più 12 a disposizione, ne sono 9 e quindi con il Napoli che ha 83 punti con 9 punti, fatevi il calcolo, si arriva a 91 e quindi almeno si pareggerebbe, però c'è da affrontare l'Inter, il Bologna, la Sampdoria, non sono partite scontate. Il Bologna aveva 46 punti come il Monza, vediamo che oggi ora il Bologna è in campo contro la Roma e andiamo a vedere. E poi lo sappiamo, la Sampdoria, squadra ampiamente retrocessa che deve dare poi lo sfizio finale ai tifosi, un momento d'orgoglio. Non mi voglio preoccupare della Sampdoria, però tra il fanalino di coda e la squadra in testa alla classifica, fatemi vedere chi ha più voglia. Uno dovrebbe essere depresso perché è andato in Serie B, l'altro dovrebbe essere esaltato perché ha vinto il campionato. Mettiamo 0-0 sul campo a livello di motivazioni e che vinca la più forte, voglio sperare. Petagna ha fatto un gran gol, da noi non provava mai a tirare, ci provava Alberto, però non c'era tutto quello spazio perché poi ci si difende a maglie strette contro il Napoli si è difeso a maglie larghe contro il Monza, ha fatto un bellissimo gol Petagna, però con tutto il tempo di spostarsi, di aggiustarsi, di prendere la mira. Devo dire, e lo abbiamo esaltato tutta la stagione per tutte le volte che ha giocato, Juan Jesus ha perso nettamente il confronto con Petagna perché oltre al gol Petagna lo teneva alle spalle, non si faceva superare, faceva salire la squadra anche lentamente perché Petagnone è così, è un po' macchinoso. Non ha avuto la meglio Juan Jesus. Petagna vince il confronto personale e assolutamente merita anche il gol. Ci stava anche dando una mano Petagnone, stava quasi facendo anche l'autogol. Tu puoi anche annullare il commento, ma i fatti restano i fatti. Non è più pericoloso ed urge una sua evoluzione tecnica, altrimenti il prossimo anno non fa un gol nemmeno per scambio. Allora, dove sta? Screenshot.
Na 981 screenshot. Kvara non fa un gol nemmeno per scambio. Io ti dico che Kvara, se non si evolve, è il più giovane della cucciolata, 22 anni, se non si evolve e rimane quello di quest'anno, Kvara fa 15 gol l'anno prossimo. Non ti preoccupare proprio. Se poi ci vogliamo mettere a dire che Kvara adesso non è buono più e si è dimenticato, oppure le hanno imparato, oppure così, che cosa dobbiamo dire di Leao che per una stagione, per quasi tutta la stagione non ha fatto mezza cosa e sembrava inutile e poi è venuto fuori alla distanza in alcune partite decisive? Allora Leao non è buono, si sono imparati a marcare Leao. Lukaku, si sono imparati a marcare Lukaku e poi improvvisamente esistono gli stati di forma, non esiste semplicemente una squadra che te lo marca e lo annulla. Se tu ti aspetti che Kvara ad ogni partita faccia 3 gol e 2 assist, sei un folle, non guardi il calcio, non sai cosa significa il calcio. Lo vogliamo dire anche di Vinicius Junior, che se lo sono imparati perché non ha segnato 30 gol in campionato. Così non si ragiona, non si ragiona. Non ce la faccio. Non ce la faccio, siete sempre, poche persone, ma in generale, non solo i napoletani, perché questi tipi di commenti si leggono in tutte le squadre, in tutti i tifosi di tutte le squadre. Non volete capire che il calcio è un altro tipo di cose, che non sono dei robot e non è giocare alla PlayStation. Ma come quello tiene 90 di velocità, io vado con la cosa così, deve superare l'avversario che tiene 85 di velocità. Non funziona così. Esiste pure che il giorno prima magari non ha dormito e gli è arrivato un messaggio dalla fidanzata che l'ha fatta stare così e oggi non va. Esistono queste cose qua, esiste l'avversario che quel giorno sta più forte di te, esistono altre cose. L'assolutezza di pensare che un giocatore debba sempre performare al massimo è una follia, quella è una follia, quella è una follia veramente, ma non fa niente. Ciccio Casolino, Beresischi molto impacciato, si è visto che Elmas non si fidava, è una sensazione che ho avuto anche io, perché se c'è Di Lorenzo che ti dà la sovrapposizione, tu dici vabbè, io so Di Lorenzo cosa farà con questo pallone se glielo do in certo modo. Beresischi so meno, e quindi se mi guardo intorno, se vedo qualcuno con cui sono stato più abituato a fare scambi, cerco un'altra soluzione. Questo non c'è dubbio, ragazzi, chi ha giocato anche solo una volta a calcetto lo sa. Sai la forza dei tuoi compagni e dei tuoi avversari e ti muovi di conseguenza. Non c'è dubbio. Banda è un bel giocatorino, Banda del Lecce sicuramente è un bel giocatorino, ci mise molto in difficoltà all'andata, anche lì forse se lo sono imparati. Non riesco a seguirvi, vi recupero, ottimo Monza, ma noi stanchi, inceppati e poco incisivi. Domanda per te Guido, per voi chi arriva in Champions? Crollo Lazio un po' inaspettato, è un po' inaspettato fino a un certo punto, perché poi la recuperiamo sta domanda, ma insomma io Sarri lo conosco, più che altro mi posso aspettare la doppia sconfitta consecutiva, poi mi aspettavo poi una ricrescita, una rinascita immediata, perché Sarri fa così, ne perde uno, la seconda tipo la pareggia e poi ricomincia la cavalcata normale. È un po' la storia delle squadre di Sarri. Quello che dobbiamo capire è che sono usciti dalle coppe, adesso vanno benissimo perché hanno la settimana tipo. Questa verità non è quasi mai assoluta, anzi ci sono troppi esempi dove tutto questo non è vero. Allora, Spalletti ha fatto vedere come giocare senza Kim. Kim è chiaro che con la sua forza agonistica comunque spinge anche gli altri a fare di più. 2 gol presi per distrazione di Jesus, 2 che siccome il press dice di voler vincere la Champions ci vogliono i sostituti all'altezza. È chiaro, ma vincere la Champions non è che ogni cosa che dice De Laurentiis piglia e si fa. È chiaro che De Laurentiis sta in entusiasmo generale. Il discorso della Champions, ragazzi, è particolare. Arriverà un momento in cui in questa stanno le semifinali, una tra Real Madrid e Manchester City uscirà. La Champions deve portarti avanti con un po' di fortuna, con i sorteggi giusti, con la partita al momento giusto, perché a un certo punto la Champions League è stato di forma, non è nemmeno forza dell'avversario. È inutile pensarla così, ed è giusto che al di là del voler vincere la Champions ci vogliono i sostituti all'altezza in generale,
proprio per non arrivare negli ultimi 2 mesi a benzina finita, e quindi ogni tanto magari io capisco, Spalletti, fidarsi di quelli che ti hanno portato alle tante vittorie, però sai, una volta ogni tanto al 60° ne fai entrare uno, li fai riposare, a turno non stravolgi la squadra, ma ogni tanto ne fai saltare una a Lobotka, ne fai saltare una a Di Lorenzo. Quest'anno abbiamo visto che non si poteva fare, e Spalletti ha detto: se si infortunano poi dopo facciamo di necessità virtù. Ha bene o male funzionato, perché quando è venuto meno Kvara per infortunio, Elmas si è fatto trovare pronto. Quando è venuto meno Osimhen per infortunio, si sono fatti trovare pronti a turno Raspadori e Simeone, ed è andata abbastanza bene. Adesso onestamente la benzina è finita, ed è chiaro che ci fa riflettere per l'anno prossimo. Kvara e Osimhen fanno sempre i gol, secondo me c'è bisogno di tutta la squadra aiuti affinché li facciano, e senza dubbio, ma devono fare anche più gol i centrocampisti, devono fare più gol le ali destre, devono fare più gol Politano e Lozano per esempio. Elmas se lo vuoi mettere a destra, ecco perché anche Elmas è un tema, perché tu potresti decidere, ecco, Spalletti Elmas lo poteva mettere a centrocampo oggi, lo poteva mettere al posto di Kvara, capisco far giocare Zerbin, l'avevo anche intuito nella formazione fatta ieri, però secondo me sta balenando l'idea in Spalletti, se vuole rimanere, se rimarrà lui l'allenatore dell'anno prossimo, che Elmas potrebbe essere la soluzione primaria per l'ala destra, perché comunque ha performato bene ed è stato decisivo anche in quella zona lì. Potrebbe essere un'idea, e quindi lo sta provando con più continuità. Vediamo. Sono fragili mentalmente. No, sono fragili. È finita, cioè il campionato è finito, hanno dimostrato la forza finché serviva, adesso si sono squagliati mentalmente. Grazie Spalletti, no, grazie Napoli. Spalletti ha detto che Gaetano giocherà, io credo dopo l'Inter, e comunque anche Kvara ha capito che gli altri lo hanno capito, e tutti hanno capito che hanno capito. Buongiorno a tutti, non credo si possa dare un giudizio su queste tipologie di partite, le motivazioni sono tutto, non mi preoccuperei, la squadra è forte. E Francesco, sì, ma se le motivazioni sono tutto, noi dobbiamo vedere se poi questi giocatori le motivazioni le mantengono anche l'anno prossimo. Anche questo potrebbe essere una chiave di lettura. Tu dici, abbiamo vinto, l'anno prossimo ce l'hai quella cosa di vincere di nuovo? È lì che voglio vedere le motivazioni. Dice, si resetta tutto e ricominciamo alla grande. Servono lunghe vacanze. Vacanze. La squadra è chiaro che è forte, non c'è dubbio. Però vedi, il fatto del giudizio su queste partite, io per questo ho chiesto la media dei voti di tutto l'anno aggiornata all'Udinese, perché non vorrei che adesso con i voti, perché io darò voti coerenti, non posso dare 10 in pagella alla chissà per questa partita, sarà il voto di questa partita, e rischiamo, poveri ragazzi, di infangare un po' la media generale di un campionato straordinario. Ecco perché io probabilmente a fine campionato, quando si farà il pagellone generale, io vi farò vedere i voti fino alla matematica vittoria e poi i voti dopo. Peppe saprà come fare. Benvenuto Ettore Giunta, tra l'altro, l'ho detto? Non lo so, benvenuto. Ciao Valerio, oggi vedo molto pessimismo, è stata semplicemente una partita affrontata con poca concentrazione, manca il supporto delle mezze ali in attacco, ma comunque anche oggi siamo campioni d'Italia. E certo che siamo campioni d'Italia, Monir, e lo saremo contro l'Inter, e lo saremo contro il Bologna, e lo saremo contro la Sampdoria, e lo saremo per tutto l'anno. L'importante è che però non liquidiamo tutto il racconto del calcio con siamo campioni d'Italia e facciamo la fine di Giroud, che si indica lo scudetto dell'anno scorso, quando poi hanno fatto figuracce a destra e a sinistra. Utilizzare questi momenti, anche perché ragazzi, anche quel contropiede che porta al primo gol del Monza, fai fallo, qualcuno faccia fallo, e questa è un'ulteriore volta, perché è successo adesso e uno dice vabbè, le motivazioni sono mancate, ok, giustifichiamo tutto, ma è la stessa cosa che è successo, che ci ha fatto uscire col Milan dalla Champions. Fai fallo, il Napoli non fa falli, e siamo pure contenti di avere una squadra che sicuramente gioca a pallone, la priorità è giocare bene, che non sono mai fallosi, è uno spettacolo. Però a un certo punto il calcio è fatto anche di questo, mettilo a terra e si ricomincia. E lì poi che non voglio vedere pollaggine, perché la pollaggine poi ti fa uscire dalla Champions League. Voglio vincere la Champions League si vince anche se fai falli tattici e sistematici.
Nessun pessimismo, è l'analisi. Se non facciamo l'analisi, andiamocene a casa. Pensi che il Napoli possa diventare una grande squadra europea di seconda fascia tipo Borussia, Benfica, Porto, eccetera? E perché no? E perché no? Il Napoli attualmente è da considerarsi tra le prime 20 sicuramente. Ci sono quelle squadre probabilmente inarrivabili per possibilità economiche e per storia, per palmarès, quelle là sono difficili, però il Napoli si deve inserire in quella fascia seconda barra terza dove sei sempre lì, ci provi sempre, un anno ti va bene, un anno ti va meno bene. Il Napoli questo è il suo destino ed è un destino onorabilissimo, onorevolissimo, che ci piace. Avrei preferito giocare almeno tutti i ragazzi, tutti almeno oggi, e neanche questo lo puoi fare, Raffaele, perché poi non rispetti l'avversario, non rispetti i tifosi, mandare tutti i giovani insieme, distruggi una squadra e altro che. Poi arriva l'imbarcata e non è pensabile per una squadra campione d'Italia, non puoi fare così. Pochissimi da destra, assolutamente. Prendi la partita del ritorno in Champions con il Milan, se avevi sostituti all'altezza per sostituire Kim e chissà, l'andata però la storia forse cambia. E senza dubbio. È senza dubbio. Però è anche impossibile, ragazzi, pensare di avere in panchina giocatori, nemmeno i famosi Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain e tutti questi qua con i soldi hanno poi in panchina dei giocatori di pari livello ai tuoi titolari, cioè un giocatore come Osi e non ce l'ha in panchina. Simeone è già dei rumori. Simeone è già qualcosa di importante, un salto di qualità per averlo in panchina, è un lusso. Non esiste un giocatore come Osi che puoi tenere in panchina nel momento in cui Osi ti viene meno. Se esiste un giocatore così, se lo compra e diventa titolare in un'altra squadra. Non si può fare. Allora, Gigione, Cuore Azzurro, io ricordo una conferenza di febbraio dove Spalletti diceva che Gaetano avrebbe avuto un grande futuro da play. Per te il prossimo anno può essere lui il vice Lobbo? Potrebbe, nell'idea, se resta Spalletti ci potrebbe essere quest'idea, però abbiamo visto che Spalletti dice queste cose e dà dei segnali ai giocatori e li vuole anche, come si dice, dare soddisfazione mediatica. Però il vice Lobbo quando gioca solo quando Lobotka si infortuna, se non fai poi esperienza in quel ruolo, visto che Gaetano nasce comunque mezzala un po' più offensiva, può fare il trequartista, se lo vuoi spostare un po' come è successo a Pirlo in passato e lo devi poi far giocare con continuità, se lo fai giocare semplicemente quando ti viene meno Lobotka nei pochi minuti, non fai nemmeno l'esperienza proprio di campo, l'allenamento non basta. Quindi è difficile. Basta festoni, capisco la gioia dello scudetto vinto, ma sono professionisti e andare a Monza per camminare mi fa vergognare. Calma con le parole, vergognare, non esageriamo, chiedo equilibrio, fa bene, è giusto rimanerci male, fa bene chiedere sforzo fino alla fine perché poi manca pochissimo e vogliamo vedere sempre il Napoli buttare il cuore oltre l'ostacolo, però vergognare, tutti questi termini un pochino forti, ci sono altre le squadre che si devono vergognare onestamente, specialmente quando non vengono colpiti in faccia e si mettono là, io grido alla vergogna, vi dovete vergognare perché rovinate uno sport. Il Napoli ha giocato la sua partita, non è stato eccezionale, non siamo brillanti, non siamo in grande forma, ma vergognarsi secondo me è un'altra cosa, perché non è che è mancanza di attaccamento alla maglia questa qua, è un po' di pancia piena, è un po' di, sai, vabbè, teniamo un'altra partita, però avranno festeggiato, forse anche troppo, se lo sono anche meritati, ci sta, è tutto da capire. Secondo me Politano resta, Angela non lo so, perché lo ricordiamo che l'anno scorso Politano anche voleva andare via, quindi dobbiamo capire se adesso questi giocatori con lo scudetto in petto hanno anche più mercato, perché Spalletti ce l'ha sempre spiegato, se non vai in Champions non hai mercato, se vai in Champions arrivano le offerte un pochino da tutte le parti e se vinci lo scudetto possono aumentare le offerte e puoi anche chiedere degli ingaggi più importanti. Non lo so se Politano vuole continuare questo doppio ruolo
nel senso questa continua alternanza, non sappiamo nemmeno se resta Politano. La fascia destra è un bel dubbio, è un bel punto interrogativo in generale, tra Lozano, Politano, Elmas, capire se il Napoli può individuare un titolarissimo di quella fascia, come è stato per esempio titolarissimo Kvara, come è titolarissimo Lobotka, come è titolarissimo Di Lorenzo. Riesce il Napoli a individuare oppure vuole continuare con due che si alternano? Perché sono andati benino i due che si alternano, ma non benissimo. Invece fino ad oggi Olivera e Mario Rui si sono alternati con buone prestazioni, perché Olivera aveva fatto comunque bene in Champions, Mario Rui aveva fatto benissimo in campionato. L'alternanza non è matematicamente una cosa positiva, alle volte è positiva e alle volte può essere non positiva, perché nessuno entra poi in quella forma straordinaria. Credo che sia così. Io vorrei che il Napoli vincesse anche le partite di campionato, è ovvio che non è possibile, ma almeno analizzare del perché si perdono le partite dicendo vabbè, ma siamo campioni. Esatto, io la vedo così, Emanuele. È chiaro che ci hanno fatto male anche i pareggi del prepartita, ci hanno fatto male le sconfitte in Turchia che non servivano a niente, che servivano solo per mettere minuti nelle gambe. Noi ci piace il Napoli, quando il Napoli è in campo vogliamo vedere il massimo, vogliamo vederli vincere, vogliamo... sono anche delle sensazioni e delle emozioni irrazionali, no? Hai vinto, che ti frega? No, ci frega sempre, è sempre il Napoli in campo. Qui rumori incredibili. Il City prima degli sceicchi non era nessuno, idem il PSG. Io a dire lo sosterrò sempre, ma per diventare una squadra di prima fascia servono i billions e billions. Buonasera, il Napoli fa sempre gli stessi errori da 2 anni, ma il Napoli è anche questo, si deve soffrire per poi godere. Sì, alla fine sembra semplice e banale questo messaggio, ma se la parola chiave che oramai tutti quanti utilizzano nel DNA, un po' nel DNA il Napoli ce l'ha, qualche momento di pollaggine, nel DNA c'è anche il fatto di voler giocare sempre bene, di avere sempre il panino del gioco. Il Napoli non può improvvisamente diventare una squadra alla Juric, anche se ci metti Juric in panchina è difficile che il Napoli diventi una squadra che si difende e riparte alla grande. Anche con Mazzarri, dove si faceva un pochino il 3-5-2, però si faceva comunque un 3-5-2 arioso, dove si andava a folate, si chiudeva le azioni con tutti quanti, con le ali che andavano. E insomma, il DNA esiste, Zanzare pure esiste. Sono stufo di questa storia del blasone, sinceramente ogni anno tutti partono con 0 trofei, ora siamo tra le top d'Europa, Liverpool a trofei, ha vinto la Champions quest'anno, dov'è? Chelsea. Pasquale, siamo d'accordo che ogni anno si parte da zero, però se ci siamo lamentati, e secondo me ha giusta ragione, che Boban fa parte dell'UEFA come responsabile del VAR e che quando Maldini va ai microfoni di Paramount Plus tutti quanti, mamma mia Maldini, e quello è blasone, quello è storia, quello è aver fatto in passato delle cose che vengono riconosciute. Pensare che tutti partono a 0 trofei e quindi a bocce ferme si è qualificato il Trabzonspor in Champions League e ha le stesse possibilità di arrivare in fondo del Real Madrid, io credo che non sia vedere il calcio in maniera logica, perché se tu vai a vedere gli almanacchi e le statistiche, certe squadre arrivano in fondo, certe altre no. Poi esistono le possibilità, esistono le annate particolari, però non si può far finta che tutto questo non esista, secondo me. Allora, a sto punto eravamo campioni pure 30 anni fa, perciò sto scudetto festeggiamolo per altri 33 anni senza capire che si vincono le partite o perché si perdono. C'è un sistema magari a livello di bot che ti dà la possibilità di leggere i commenti di tutti, perché questo casuale porta spesso a leggere i commenti delle stesse persone. Amico mio, e come faccio? Io mentre parlo vado avanti e qualcuno la ripete 2 volte, non si dovrebbe fare, però il sistema se io leggo i commenti di tutti, tu dici si potrebbe fare in base
È interessante questa cosa, perché potrebbe il bot con l'intelligenza artificiale, se ho preso un commento di uno, magari nascondere o almeno mettere in opaco il commento dello stesso autore, in modo tale che il prossimo che prendo è qualcuno così. Io cerco di farlo manualmente. Ci ragiono Francesco, ci ragiona, e anche questo è giusto. Si vedeva già con la Salernitana e l'Udinese che le giocate non erano più fluide e lucidissime, c'era ancora la matematica da raggiungere, quindi spingevano di voglia. Chissà se eravamo in Champions. Il finale spiegamelo meglio, Valentino, però hai ragione nel dire questo, nel senso che la brillantezza, l'essere un pochino opachi, e là non mancavano le motivazioni. Quindi se qualcuno mi dice mancano più le motivazioni o manca più la benzina, io dico che al 50-50, però va considerato che anche quando non mancavano le motivazioni siamo andati avanti un po' con la forza non della disperazione, ma della voglia di fare e di arrivare al risultato. È giusto questa considerazione. A vergogna devo provare altre sotto, senza offesa. Se non ci sono questi siamo, non ho capito cosa significa. Mauro, buonasera, Forza Napoli, sempre partita bruttina, mancano i ricambi e credo per l'anno prossimo sarà necessaria una mini rivoluzione anche tattica. Non lo so, è difficile pensare che quello che ti ha portato a vincere tu prendi e distruggi tutto, però io credo che se resta questa la gestione tecnica con Spalletti, si metterà sul piatto a livello proprio scientifico. Allora, qua abbiamo vinto, qua abbiamo vinto, dov'è che siamo venuti meno? All'andata con il Lecce e con la Fiorentina, con i 2 pareggi, con l'Inter, rivediamo la partita con l'Inter, perché siamo venuti meno con la Lazio, perché siamo venuti meno col Milan, che cosa abbiamo sbagliato in queste partite qua, si analizza e si vede. Qua stavamo a terra fisicamente, qua l'arbitro magari la partita storta, qua si poteva fare di più sotto certi punti di vista, si analizza e poi si cerca di migliorare. Si migliora automaticamente? Non è detto, perché poi si parte da 0-0, palla al centro, però l'analisi secondo me è una cosa che fa parte di questo gruppo di lavoro. Mettiamola così, in settimana stanno mangiando troppo. Simone, tu ci ridi e scherzi, ma è da mettere in preventivo che abbiano festeggiato e che stiano ancora festeggiando, come è normale che sia, come il tifoso del Napoli se la gode e se la deve godere, e questo triangolino non è che finisce in 5 minuti, anzi ce la dobbiamo godere fino in fondo, e anche i giocatori che comunque vivono in una città festaiola, non pensate che si chiudano in casa e che dicono adesso mi devo concentrare, devo giocare col Monza, penso solo al Monza. Difficile anche questo. Lorenzo, per te Zanoli l'anno prossimo può fare il vice di Lorenzo? Lorenzo, io credo di no, anche se Zanoli mi piace, credo che se gli fai fare il vice di Lorenzo gli blocchi la crescita, gli fermi la crescita. Secondo me deve andare in un Bologna, in un Sassuolo, in un Monza, anche in una squadra che si gioca una salvezza però un po' più tranquilla, una squadra che gioca a pallone, quindi propositiva, in modo tale da farlo crescere e averlo ancora titolare un anno. Perché chi viene a fare il vice di Lorenzo marcisce in panchina, lo dobbiamo dire, per meriti di Lorenzo sicuramente, però è difficile fargli fare partite. Per me Elmas è scarso come pochi, secondo me Spalletti ci va a letto. Per me Elmas è forte come pochi e secondo me Spalletti l'ha utilizzato anche poco. La mia parola contro la tua. Elmas per me è forte. E ti invito a rivedere le mie analisi. Io non mi ricordo questo tuo nome, Annis Asplay, non lo so se sei un abitué, se ti guardi i miei video. Ti consiglio, se ti va di cambiare idea, di guardare tutte le analisi delle partite dove Elmas ha segnato e dove anche non ha segnato, perché poi Elmas fa tutto un lavoro sporco che molti non vedono. Ti invito a vederlo. Se ti va di avere la possibilità di cambiare idea, se non vuoi cambiare idea va benissimo, resta con l'idea che Elmas è scarso e io resto con l'idea che non sono d'accordo con te. Elmas lo amo, dalla terza posizione la zona del gol fa tanta legna, al posto di chissà magari potrebbe far bene, ma se entra come Jolly ok, come titolare ha delle carenze, soprattutto il passaggio. Non lo so, il passaggio, voi l'avete visto oggi quanti cambi di gioco ha fatto anche col sinistro per andare poi sul lato debole. Io non credo che il problema sia il passaggio. Come Jolly
è ideale, è il giocatore che tutti gli allenatori amano, perché guardi la partita, aspetti dove vedi un giocatore che sta performando di meno e lo puoi mettere lì, lo puoi mettere a centrocampo, lo puoi mettere ala, lo puoi mettere sottopunto, lo puoi mettere dappertutto. Però anche lui avrebbe poi il diritto di fare un campionato dove parte titolare di un ruolo qualsiasi e vederlo poi con continuità in questo ruolo, perché altrimenti è difficile sempre overperformare quando vieni chiamato in causa per pochi minuti. È frustrante per la casualità, non leggono i messaggi. Che invece sto leggendo, sto facendo del mio meglio. Grazie Vale, perché alcune volte mi esaurisco e spammo dando fastidio. No, non vi preoccupate, l'importante è non spammare subito dopo un secondo, magari con le lettere maiuscole che dà fastidio. Io faccio il possibile. La chat lenta, sì, ogni tanto lo faccio, può essere più gestibile, anche questa è una buona idea. Secondo te perché non riusciamo a radicare la mentalità di metà campionato? Radicare la mentalità di metà campionato, invece cadiamo sempre nei nostri stessi errori di personalità e cazzimma. Radicare la mentalità di metà campionato, non ho capito cosa intendi, Antonio. Cioè continuare quella mentalità che abbiamo avuto per mezzo campionato, per tutto il campionato. Comunque abbiamo fatto più di mezzo campionato, perché mezzo campionato ti fermavi a 50 punti, il Napoli è arrivato a 83 e può arrivare tranquillamente a 90. Cioè, tranquillamente, non è facile. Però, ragazzi, stiamo veramente cercando, e lo capisco e lo apprezzo, il voler cercare la perfezione, voler migliorare le piccole cose che ti portano a fare. Ma tutte le squadre hanno delle cose da migliorare e non sempre le riescono a migliorare. Non è... Lì vi devo ricordare che sono esseri umani, Lì vi devo ricordare che sono esseri umani e i limiti arrivano e vengono fuori. L'importante è che i limiti poi siano arrivati magari al risultato acquisito. Tore Falan, fatemi ringraziare Tore Falan, scorrono i messaggi, sono stato lungo in certe risposte, evidentemente cerco di essere più veloce. I primi 50 minuti sembrava Monza Pescara, accetto una sconfitta ma non con la squadra che fa finta di essere scesa in campo. Afraid for the future. Io non sono impaurito per il futuro, Tore. La tua analisi è corretta, nel senso che li abbiamo visti un pochino molli. La mollezza, molli. Quale molli? Molli. Ricordate quella? la conferenza, come si chiama? Malesani. Io mollo. Quale mollo? Io non mollo, molli, non siamo molli. Invece eravamo un po' molli, secondo me bisogna dirlo. Accetto la sconfitta, ma non con la squadra che fa finta di essere scesa in campo. Per il futuro io non sono preoccupato, perché queste tipo di prestazioni, se parli del futuro questo qua, cioè Inter, Bologna e Sampdoria, ci può stare la tua preoccupazione. Per l'anno prossimo si devono fare delle riflessioni, veramente dal portiere fino alla punta, perché bisogna capire, esistono delle personalità, questi sono tutti molto giovani, bisogna veramente psicoanalizzarli. Esistono dei giocatori che dici io ti do tutto, ti do il massimo, e puoi anche dover lasciarli andare. Immaginate un Osi che magari dici io voglio andare in Inghilterra, il mio sogno era vincere in Italia, essere decisivo in Italia, l'ho fatto, adesso non ce lo metto il 150% l'anno prossimo, e lì Napoli potrebbe decidere ok, è meglio pensare di trovarne un altro con la stessa fame. Si può trovare? Senza Giuntoli lo trovi? Era Giuntoli che lo trovava, oppure i suoi collaboratori? Ci sono tantissime cose interessanti da analizzare. Ecco perché vi dovete iscrivere al canale l'estate, non dovete mollare. Ultima parte di stagione rivedibile, però tutto sommato Spalletti e i suoi allievi hanno fatto un cammino strepitoso, e senza dubbio. Perdere fa sempre male, ma per quest'anno direi non fa nulla. Lo scudetto è stato vinto, se non superiamo il nostro si può ancora. 83 più no, 92 fa nulla. Ho detto 91, sì, 92 è chiaro. Ma voglio Osimhen capocannoniere. Anche Osimhen capocannoniere è una cosa che ci teniamo ed è giusto per il ragazzo. Spalletti lo ha ripetuto 2 volte, quindi è un obiettivo importante per il gruppo, per la squadra, per l'allenatore e per il ragazzo. E Lautaro ne ha segnato un altro con la deviazione, però sta lì, e sarebbe un peccato, sarebbe veramente un peccato.
Forse vuole dire la mentalità della ripartenza forse a metà del campionato. Ripartenza forte a metà del campionato. Nel girone di ritorno abbiamo 11 punti meno rispetto all'andata, come te lo spieghi? Semplice, ma abbiamo fatto una cosa impossibile all'andata. Abbiamo fatto qualcosa di oltre il logico dello straordinario all'andata, perdendo punti solo con Lecce, Fiorentina e Inter. È qualche cosa che veramente non ha precedenti. 50 punti è un record assoluto per il Napoli, e mantenere gli stessi 50 punti significava finire a 100 punti. È qualche cosa che non si fa da un campionato all'altro. Aumentare di 20-30 punti è difficile. Puoi aumentare di tanti punti, e aumenteremo di tanti punti sicuramente, però mantenere quello che abbiamo fatto all'andata era veramente impossibile da ipotizzare. Ti seguo da un po', sei un grande, fai degli ottimi contenuti. Oggi era allo stadio, bella accoglienza del Monza, peccato per la partita, ho visto Napoli svogliato, fa un po' rabbia, peccato. Vincenzo, ti ringrazio per la tua fedeltà. Eri allo stadio, bella l'accoglienza del Monza, sicuramente qualche cosa a livello di atmosfera resta, però vedi, tu dici peccato e io raccolgo il tuo peccato. Questa cosa del passaggio l'ho notata sempre, tende a mettere in difficoltà i compagni. Ricordo nella stagione passaggi a Lozano pessimi come ad Anghissà oggi, bravo ragazzo, caccia giocate, mamma. Stiamo parlando sempre di Elmas. Non tutte le squadre hanno un Boban in UEFA, vale, ovviamente parlavo di squadre medio-alte, non di tutte le squadre. Dico che un progetto vincente come questo si è visto, si può stare pari. Certo, ce la dobbiamo giocare, Elmas l'anno prossimo merita il posto titolare di Zielinski, poi serve un mancino alla destra che tira le punizioni tipo coreano del Mallorca e stiamo a posto. Va bene tutto, ma se questi rigori di oggi non fossero stati fischiati in una partita che valeva lo scudetto o qualche altro traguardo, di cosa stiamo parlando? Di cose, Massimo, di cui abbiamo parlato tanti anni fa, anche quest'anno e anche l'anno scorso, nel metaverso però dell'informazione televisiva, quella dei giornali. Sono altre le squadre che sono penalizzate, non il Napoli. Il Napoli è aiutato dagli arbitri nel metaverso di qualcuno. O siamo pazzi noi o sono pazzi loro, a voi la scelta, siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Lautaro 3 gol sotto. Io penso che sia un mix di tutto: mancanza di voglia, poca lucidità, poca benzina, i vari festeggiamenti, la verità sta nel mezzo, e poi ci sarà stato un motivo se sono stati i giocatori che non hanno giocato. Esatto, Emanuele, perché poi aggiungici anche questo: Spalletti non è un folle. Se Spalletti ha scelto dei titolarissimi alla Mazzarri e alla Sarri, ha capito che quelli erano giocatori che ti potevano performare e ti davano delle garanzie a lungo. Ha pagato. Poi gli si poteva chiedere magari a vittoria ottenuta sui famosi 4-0, quando c'erano le vittorie larghe, magari dare un po' più di minutaggio a qualcuno, senza dubbio, ma ha pagato, abbiamo vinto e non gli si può dire niente. Poi se l'ulteriore crescita e salto di qualità può significare quello, cioè che un Napoli che riesce a gestire magari anche il vantaggio prendendosi dei rischi, e magari rischi che ti portano dei frutti, questo lo vediamo solo quando avverrà e se avverrà. La verità assoluta del calcio non esiste, ci vogliono calciatori validi e motivati, e certo che dobbiamo rinforzarci per affrontare 3 competizioni, le riserve devono essere a livello. Si segue i tuoi video, ovviamente sono punti di vista. Per me, dopo che viene messo in tutte le posizioni del centrocampo, 3 quarti attacco, rendi mai al 100%, allora non sei un granché. Vabbè, Anne, non ti faccio cambiare idea, sicuramente io stasera. Tu sei del partito che non è né carne né pesce. Vabbè, so da dove viene. Elmas può fare tutti i ruoli perché è un ragazzo attivamente intelligente, ma quante partite decide in un anno? 2, 3, spesso fa il compitino, è un ottimo 12esimo per quanto mi riguarda, ma non di più. 2 3 partite risolte in un anno. A Raspadori che gli diciamo? Che ha segnato il gol contro lo Spezia e il gol contro la Juventus, ha risolto 2 partite e basta. Diciamo che Raspadori non serve a niente? Oppure questi giocatori che poi ti risolvono quelle 2 3 partite sono fondamentali? Ci mettiamo a discutere. Elmas oggi che ha giocato meglio di Anghissà, ha giocato meglio Zerbina, ha giocato meglio Zielinski oggi, cioè
ci mettiamo a discutere Elmas oggi con Beresischi in campo, con Olivera in campo, con Juan Jesus in campo. Oggi ci mettiamo a discutere Elmas, che mi è sembrato uno dei migliori in campo. Veramente, veramente difficile, però sarà. Colomuani per me è forte, Carlo, poi giovanissimo. State parlando tra di voi, che è giusto. Sì, Colomuani è un ottimo attaccante. Se state parlando già del prossimo Osi, vediamo cosa ha intenzione di fare il Napoli. Su Osi poi, adesso che interverrà Guido, lanciamo l'argomento, perché se ne è parlato troppo poco, visto che si è parlato di 140, 120, 150, poi addirittura di 160, dobbiamo ricordare al mondo dove scatta la plusvalenza, perché non è che Osi è stato pagato 70, 50 cash più, oppure quindi per fare la plusvalenza devi venderlo a 70 e fai in pari, oppure 80 e hai fatto 10 milioni. Assolutamente no, e lo farò dire a Guido che ha i numeri, ma bastano 5 milioni. Il Napoli ovviamente non lo vende a 5 milioni, ma se arrivano 90 milioni, che ad oggi sembrano pochi per Osimhen, ma se arrivassero 90 milioni, io credo che De Laurentiis faccia il fiocchetto, perché oltre al fatto che sarebbero 85 milioni e più già di plusvalenza reale, stiamo parlando di 85 milioni di plusvalenza reale, De Laurentiis e i giocatori africani, considerando la Coppa d'Africa che arriva a gennaio e non sai come ti ritornano, e te lo ripete ad ogni piezo spinto De Laurentiis, io penso che il fiocchetto lo fa. Poi mi posso sbagliare e vediamo quali saranno le offerte che arriveranno, perché secondo me se arriva l'offerta dalla Premier gli aumentano l'ingaggio ad Osi, è un suo sogno giocare in Premier. Quando ho sentito del Bayern di Monaco dico strano, Osi che torna in Germania, ci è già stato, l'ha già fatta l'esperienza, sicuramente andare al Bayern di Monaco è esaltante, ti vai a giocare chance di Champions League, perché loro vanno spesso avanti in Champions League e se la giocano fino alla fine. Però il suo sogno, ha già giocato in Francia, ha già giocato in Germania, è stato decisivo in Italia, lo vedo più mentalizzato per giocarsi una chance importante in Premier League. Però andiamo a vedere. Il Chelsea ha fatto la prima offerta 115 più Kepa e Pulisic, che secondo me questa offerta è un'invenzione totale dei giornalisti, però perché è facile da immaginare. De Laurentiis ha detto che vuole l'americano, Pulisic lo fai giocare sulla destra dove il Napoli ha bisogno, Kepa era già entrato nelle mire del Napoli perché si doveva risolvere la questione Meret. È chiaro che questa offerta è un'offerta da football manager, proprio da dare in pasto, e quindi avrebbe anche senso, no? Tu risolvi una serie di cose, però il Napoli che ha fatto, che avrebbe risposto vogliamo solo cash e poi li gestiamo noi i soldi, eppure questo è normale. La sosta per il mondiale è durata meno rispetto a quella estiva questa stagione. Pietro Vadini, benvenuto. Può essere, Angela, tu dici la passata perché voleva far segnare Victor. Questa stessa cosa l'abbiamo vista con Di Lorenzo quando Victor sbaglia il primo rigore nella partita scorsa. Di Lorenzo, invece di ribadire a rete con quella cosa devo segnare, dobbiamo segnare il bene della squadra, può essere che Frank in quel momento ha detto aspetta, dove sta Osimhen, la ributto al centro. Capisco il voler far segnare Osimhen a tutti i costi, però stiamo perdendo. Cioè, non lo metti a suo agio Osimhen se stai perdendo, perché con una squadra in svantaggio la squadra avversaria si chiude di più, diminuiscono gli spazi e Osimhen segna di meno, quindi è un peccato. Con Kepa Pulisic sembra la pubblicità di un detersivo. Navas, Ronaldo e Cavani sono già al Vesuvio, esatto. Mariano, io ti voglio bene, ma 90 milioni da DL fa il fiocchetto, mi sembra veramente la scimità del giorno, con tutto l'affetto. Va bene, Mariano, e io me le devo prendere delle responsabilità. Io, lo sapete, sono molto equilibrato, e quando le cose non le so io vi dico
Non lo so. Poi la verità non ce l'ho, perché non parlo né con i procuratori, né con i giocatori, né con De Laurentiis, né con Spalletti. Però in questi anni mi dovete dare atto che non vi ho detto stupidaggini. Non vi ho detto state tranquilli, per Mertens è fatta. Le vedete, ha fatto la foto col bambino. State tranquilli che il Napoli è andato in Champions. State tranquilli che non vi ho mai detto stupidaggini. E vi ho detto anche quest'anno, e mi sono sbilanciato subito, alla partita con il Milan, ho detto il Napoli quest'anno deve vincere lo scudetto. Non ho detto il Napoli vince sicuramente lo scudetto, ma ho detto il Napoli deve vincere, cosa che non ho detto l'anno scorso, che ci siamo andati molto vicini. Non vi dico stupidaggini, vi dico a livello logico, per quanto ADL ci ha detto finora, non vuole gli africani. Le interviste voi le dovete ascoltare tutte, non solamente quelle in cui lui dice i suoi numeri e va a ruota libera. Dovete ascoltare tutte le interviste. Io per questo faccio il canale in questo modo molto analitico. Prendo le parole, me le scrivo, guardo le facce e mi ricordo, e solo quando me le scrivo io me le ricordo tutte. ADL dice non mi parlate più di giocatori africani, quindi per il futuro ADL, se ha due profili, uno africano e uno europeo, sceglie quello europeo perché non vuole, a meno che i giocatori non gli firmano una delibera dove dicono io rinuncio alla mia nazionale e non vado in Coppa d'Africa. De Laurentiis lo ha detto, e De Laurentiis non si mantiene, non dice le cose, non le dice a caso, le dice sempre per lanciare segnali. Ora o cambia la situazione con le federazioni e tu ti imponi, hai la forza di imporre e di dire Osimhen non te lo mando questa volta, e Osimhen è d'accordo, devi vedere questo. Io ti dico che 90 milioni, per quanto siano pochi, il Napoli fa 85 milioni di plusvalenza, basta e avanza. È chiaro che se il Napoli può farne 150 di plusvalenza con un'offerta da 155, perché no? Ma io ti dico, ed è una mia intuizione, quindi è la tua parola contro la mia, e non dire scemità perché non lo accetto. Per me De Laurentiis è più che soddisfatto con 90 milioni. Voi mi dite, guarda, ma vabbè, è la mia idea contro la vostra, non c'è nessun problema. Riusciamo a far arrivare il messaggio ai nostri ragazzi che bisogna far fallo quando c'è una ripartenza pericolosa. Oramai la maggior parte dei gol presi è perché non facciamo falli. Carmine, hai ragione. E lo abbiamo detto con il Milan, lo abbiamo ripetuto e abbiamo fatto un applauso ad Anghissà, e credo fosse la partita con l'Udinese, dove Anghissà verso il 93esimo fa un fallo tattico nella loro area e non li fa ripartire. E gli facemmo un applauso e gli alzammo il voto. Più di questo che dobbiamo fare? Sicuramente noi come semplici tifosi, come opinionisti, come youtuber abbiamo un potere limitato. Ci guardano senza dubbio, ma contemporaneamente è l'allenatore che deve dare questo messaggio, e sono sicuro che l'allenatore lo abbia dato il messaggio. Poi devi aspettare che in campo loro lo facciano, deve partire da loro. L'allenatore ti dà un piano gara, ti dice quello che devi fare nelle varie situazioni. Dopodiché, se i giocatori facessero tutto a menadito come fosse la PlayStation, Spalletti non starebbe mai in piedi lì ad urlare le cose. Elif non portarla, girala di qua, Di Lorenzo non c'è bisogno. Vi ricordate quando Spalletti disse a Di Lorenzo non c'è bisogno, calmati, perché Di Lorenzo stava ancora inseguendo al 90esimo così. Anche il non c'è bisogno deve dire Spalletti. Quindi vuol dire che sì, tu puoi avere un piano, puoi avere un'idea, ma poi lo devono mettere in pratica, e non sempre avviene. Penso anch'io che vada in Premier, ma non al Chelsea. Settimana prossima affronteremo l'Inter in formissima, come vedi la partita tosta, vediamo piano. Esatto Carlo, più punti di Simeone e Raspa che hanno giocato pochissimo che dei 6 gol di Elmas, che poi per carità il ragazzo sulla maglia e si impegna sempre. Però il fatto sia il fatto che l'Inter abbia la qualificazione Champions in cassaforte, sia che l'Inter giocherà martedì in Champions, ci agevolerà sabato. Vediamo ragazzi, perché ricordatevi che il non avere poi l'impegno la settimana tipo non sempre la chiave di tutto. Può dare una mano sicuramente, ma se il Napoli decide che questa partita è importante,
vi faccio un esempio: il Napoli aveva perso punti con il Lecce e vince con il Lecce al ritorno. Il Napoli aveva perso punti con la Fiorentina, vince con la Fiorentina al ritorno. Il Napoli ha perso punti con l'Inter. Voglio vedere il Napoli vincere con l'Inter anche per questo, tra andata e ritorno, altrimenti resta la squadra che non ha perso con il Napoli. Si possono far belli di questo. Dici, ma che non serve a niente, noi abbiamo vinto il campionato e loro no. Abbiamo capito, ma esistono anche le narrative, sono cose che ci danno fastidio. Poi voi venite giustamente a dirmi le cose: nei giornali dicono questo, Cruciani ha detto questo, l'altro youtuber ha detto questo. E il Napoli ha una sola opportunità per non farglielo dire: stracciare tutti, stare più in alto di tutti, andare oltre qualsiasi tipo di previsione ed essere i più forti sempre. Quando tu sei più forte sempre, come quest'anno hai fatto, loro possono provare a dire la narrativa, però funziona poco e a volte si mettono un po' scuorno di dire. E infatti alla fine l'hanno dovuto dire che insomma più loro perdevano terreno dietro e si aumentava il gap, hanno dovuto dire tutti che il Napoli l'ha stracciato il campionato e che non c'è stata mai storia. Ecco, non facciamoli avvicinare, non diamo gli spunti e bricioline in pasto così loro poi si tolgono delle soddisfazioni verso, diamo altre soddisfazioni ai tifosi del Napoli. Tu per 120 milioni più Kepa e Pulisic accetteresti? Io porterei in braccio, ma non perché è scarso, ma perché è un'offerta faraonica. Ti vendi anche Lozano e Meret e già avendo il sostituto. Allora, a livello di fantacalcio, cioè di football manager, cioè di giochino, senza dubbio, perché 120 tu puoi anche pensare. Poi è chiaro, Pulisic ti deve performare, Kepa ti deve performare, però sulla carta questa è un'offerta che tu devi accettare, non c'è dubbio, senza portare in braccio a nessuno, perché poi tu Osimhen lo devi sostituire e lo devi sostituire anche bene, e Osimhen è un giocatore che ha fatto la differenza quest'anno nel Napoli e non è facile da sostituire, però è chiaro che un'offerta del genere va accettata. L'Inter in questo momento è la squadra più in forma tra quelle dei top 5 campionati europei dopo il Manchester City, ma noi siamo primi in classifica con lo scudetto già vinto e non per caso. Vincenzo, Oliver Kahn, 150 milioni per Osimhen. Quando ci sono cifre del genere dobbiamo rispondere alla domanda: il giocatore dà una garanzia per questi soldi? Sarebbe assolutamente grande rischio. Le ho lette queste dichiarazioni ed è giusto ed è condivisibile, perché poi si va, oltretutto il Bayern, che è una di quelle squadre che non ha i conti ballerini, è sempre stata attenta ai conti e hanno vinto e stravinto senza creare dei buchi. Quindi secondo me loro non parteciperanno a un'asta del genere, ma chi lo sa che cosa ne pensa Guido Gentile. Buonasera Valerio, buonasera amiche belline, buonasera amici bellini. Ti avevo detto in privato, mi sembra che l'avessi detto anche in diretta, che temevo la partita con l'Inter e col Monza, viceversa, prima il Monza, poi l'Inter, 2 sconfitte annunciate. Non sono qui per dirvi questo perché interessa poco, però la sfida è col campionato e la perderò sempre. E anche perché le sconfitte del Napoli, pure in amichevole estive, mi mettono di un pessimo umore. Oggi serve a me il minuto di malumore in una scala di valori di fortunatamente non troppe sconfitte stagionali. Tolta quella con la Lazio, questa mi mette di un pessimo umore e mi preoccupa molto. Sarà che io vedo il calcio in maniera molto unica, non mi soffermo mai sulla singolazione, la collego con quello che è successo qui e quello che succederà dopo. Non mi interessa manco leggere sconfitte in dolore, meritatamente in vacanza, ma tanto questo non conta nulla. Questa è una sconfitta molto pesante, ragazzi. È la prima sconfitta da Napoli campione in Italia, arriva la seconda partita da Napoli campione in Italia, molto presto, perché adesso inizia un altro campionato, anche in avvenire, dove il peso sulle spalle di una maglia di campione d'Italia è un peso che nessuno di questi calciatori ha mai provato, come non aveva mai provato a vincere, e deve imparare a gestire una responsabilità diversa. Nessuna vergogna, ho sentito prima vergogna, dobbiamo vergognare persone che commettono illeciti penali amministrativi anche di reati finanziari in borsa, però che sia una brutta figura, sì, molto brutta. Che Napoli abbia dato l'impressione, poi possiamo sbagliarci, quindi è solo un'impressione di chi è lontano molti chilometri dal campo,
di essere in campo per dovere di cronaca, perché sennò vieni squalificato, che sì, Napoli molle, svogliato, poco incisivo, quasi sempre in balia del Monza, perché non dava mai l'impressione di segnare. Ma perché sono preoccupato? Perché ti dirà, ma tanto siamo campione d'Italia, non vale. Il Napoli sono 1 mese e mezzo che non segna più, Valerio, a parte una partita a 2 gol, fare un gol in Napoli devi pregare tutti i santi del paradiso. Napoli è passato da 2,62 punti di media a 1,5. Chiaro che è una media punti pazzesca, che ci sta, ma è passato soprattutto da una percentuale realizzativa del 39%, era scesa dal 42% al 16%, dove non vai da nessuna parte, e non è una partita singola, sono 8 partite. Passato da 2,3 gol a partita a 0,75, ed è passata una percentuale in realizzativa in passivo, cioè gol che subiamo, da 24 a 31. Che ci sia un calo che non è legato a questa partita è evidente, sono 8 partite. Sono quindi tante. più benzina che motivazioni. Sì, e anche dobbiamo capire certi giocatori di che pasta sono fatti, cioè, attenzione, non incominciamo a fare gli stupidi. A me non interessa né la gente che si spoglia né non ci accide nessuno, perché fa molto ridere come viene criticato Inzaghi, che io dissi quando lo prese l'Inter, che colpaccio. Questo è uno dei pochi allenatori che prova a fare la stagione. Cioè, se Inzaghi dovesse andare in finale di Champions League, c'è da dire che sarebbe una stagione trionfale. Se gli scappa la vittoria sarebbe leggendaria, nettamente superiore a quella di Spalletti. Mi dispiace, perché hai fatto tutta la stagione, e in Italia nessuno fa tutta la stagione. Cioè, sei andato in fondo in Coppa Italia, hai vinto la Supercoppa, ti riqualifichi per la Champions League e vai in finale fino in Champions League, cioè fai più partite di tutti. Cioè, diciamo, No, superiore a Spalletti no. Superiore a Spalletti no. Superiore a Spalletti che vince il campionato no, non può essere. Aspetta a vedere la finale Champions League, Valerio. Sì, no, ma pure se vinci la Champions League, ma pure se vinci la Champions League, fare a Napoli quello che ha fatto Spalletti non è, per me non è contestualizzato nell'agenda del calcio Napoli, no, e non sarò io a sminuirlo, che dissi dal principio. Mi sembra che questo è venuto a vincere, attenzione, perché sennò poi prendono una frase. Ma contestualizzato alla modestia del calcio italiano, che è modesto anche per come lo giudica Cacciato. Non è facile fare la stagione, tutti gli allenatori vengono bruciati. Ancora adesso la domanda importante è: qual è la formazione? Perché Benitez stava sui denti a tutti i giornalisti, tranne all'ottimo Modugni e pochi altri, perché vi faceva fare brutta figura che sbagliavano la formazione. Ma è così importante beccare questa formazione, a parte il fantacalcio? Cioè, tutto il nostro lavoro di giornalisti è indovinare la formazione, ma non lo so, però probabilmente sì. Cioè, però tornando al fatto, detto, c'è una regressione del Napoli, una regressione perché dobbiamo capire che certi giocatori, se sono quelli del girone di andata, Kvicia, o quelli del girone di ritorno, a parte la partita con l'Atalanta, perché chiaramente infortuni. Che il Napoli sia stato favorito dagli arbitri, ho mandato uno screenshot, mi fa ridere, perché l'arbitrato di oggi è stato meno che modesto, e mi riferisco all'episodio del rigore, che getta una luce inquietante come sempre sul campionato, perché che l'arbitro possa non solo non vederlo, ma addirittura invertire il fallo. Lui ha fischiato il fallo di Osimhen. Devo capire che partita stava vedendo, perché lì non ha proprio preso nessun avversario, si è preso un calcione sul polpaccio di una gamba. Ma che il VAR, di nuovo, possiamo fare tutte le nostre battute di questo mondo, era spento, erano arrivati i pasticcini, erano arrivate le pizze, cioè, quello è un rigore solare, ma non mi appillo alla sconfitta di quello là. Però alla cosiddetta trasparenza del campionato, della regolarità, mi preoccupa, perché sì, cioè, è nettissimo che gli prende, cioè, che l'arbitro fischi fallo di Osimhen mi preoccupa, perché oggi sono stati tanti falli invertiti, fuorigiochi fiscati dopo 8 anni, a noi dopo un secondo, e non era fuorigioco, cioè, ma non è questo, cioè, è la modestia dell'arbitraggio che uno vorrebbe
anche per alzare il livello del calcio italiano, arbitraggi impeccabili, non attenzione di parte, dove uno dice arbitro sempre nel centro dell'azione, preciso negli interventi, autorevole ma non autoritario, buono il dialogo, calma gli anni, non fa mai accendere la partita, così li vorremmo gli arbitraggi. Mi è sembrato anche lui tipo in vacanza, ci devo arbitrare, il gettone di presenza, ma mamma mia che modestia. Però diciamo, dobbiamo capire che Napoli è 8 partite, sono tante, l'attenzione è che queste partite gettano le basi del campionato prossimo, quindi far bene adesso non è che dice non serve a niente, significa spesso partir bene l'anno prossimo, come è successo l'anno scorso, no? Che tu hai fatto un buon girone di ritorno, è stata la base per un ottimo, eccezionale, da record per il Napoli, girone di andata 50 punti, quasi il record assoluto, no? Perché è mancato poco per eguagliare o battere il record assoluto. Quindi dobbiamo riflettere, non bocciare i giocatori che hanno giocato poco, nessun disfattismo, non usare parole vergogna, eccetera. Brutta figura sì, perché da campione d'Italia non puoi perdere subito con un onesto Monza. Le motivazioni, mi sembra che Spalletti avesse fatto una conferenza stampa come sempre, gli è capitato soprattutto in quest'ultimo periodo di grandissima lucidità e intelligenza, ha sottolineato i punti giusti, cosa significa essere professionisti, quindi non mettiamo in mezzo le motivazioni, se no dobbiamo citare l'ottimo Antonio Corbo, no? Questi giocatori sono professionisti solo quando si deve andare a discutere il contratto, non sei pagato a gettone, sei pagato a stagione, allora oggi no, domani no, oggi sono infortunato, no, non funziona così, ci sono record da battere, c'è una regolarità del campionato da onorare, il Napoli si poteva scegliere le qualificate della Champions League, se il Milan molto probabilmente ci andrà in Champions League, quei 3 punti che ha preso il San Paolo saranno alla fine decisivi. Ci sono molte riflessioni, come dissi dopo la sconfitta col Milan, voglio capire settimane dopo, spero 3 partite buone, se i giocatori dovessero fare questo tipo di partite potrebbero avere la cortesia di dircelo in anticipo, perché ci sono anche degli obblighi televisivi, noi paghiamo degli abbonamenti, non è che poi dice ci scalano queste partite, perché a rischio, no? Che tu fai un abbonamento sperando di vedere buon calcio, poi che se ti becchi 11 partite bruttissime dici mica è colpa nostra, dicono, però potrebbero avvisarci, noi scenderemo in campo sempre così perché ce ne andiamo a mare, ce ne andiamo in pizzeria, ce ne andiamo a fare una passeggiata, la metto sul ridere. Ci sono delle riflessioni, però 8 partite sono tante, che il Napoli stia producendo, cioè passare dal 39 a 16, ragazzi, scendere di 1 o 2 punti in percentuale, vi ho fatto vedere quanto è difficile, no? Scendere così tanto significa che c'è stato un tracollo della percentuale realizzativa, e infatti, anzi, alla fine hai anche difeso il punteggio, no? Napoli 86-87 punti li dovrebbe fare, facciamo gli scongiuri, che significa chiudere in maniera decorosa il campionato con uno dei punteggi più bassi, tranne la Juve del maestro Sarri 83 punti, perché ormai è sempre a 90 punti. Però non è tanto il punteggio, Valerio, non sono tanti record, sono le basi per incominciare a imparare che significa giocare da campione d'Italia, giocare con l'avversario che vuole dire io ho battuto i campioni d'Italia, giocare con un avversario tutto chiuso. Allora ho detto ok, questa partita mi serve come test per incominciare a imparare meglio nuove cose, perché tutte le squadre, lo sappiamo, è sempre la stessa solfa, si chiudono in questo modo. Ho capito, ma visto che non è una partita dove non è una finale, quest'anno che non si è detto, non è una partita di eliminazione, non ti giochi nella Champions e nulla, a maggior ragione può essere molto utile, perché ogni partita è utile per imparare qualcosa di nuovo. Mi sembra l'ha detto proprio il nostro mister, che è sempre lucidissimo. Quindi c'è essere scontenti per la sconfitta, pensierosi, ecco, casomai non preoccupati, pensierosi per l'avvenire, però pensierosi, non ci accide nessuno, e capire il proseguo della stagione, una stagione che anche Spalletti, visto che ci sta salutando, insomma, avrebbe detto altre cose in conferenza stampa, credo che proprio lui abbia tutta la voglia, il desiderio e anche l'ambizione di chiuderla con un risultato ottimo, anche con il suo record assoluto, perché anche lui è in lotta con il record di punti ottenuto con la Roma. Quindi questi sono, diciamo, secondo me, gli elementi di riflessione della giornata. Il campionato italiano è modesto, tu e io ci siamo esposti, ma non per la filosofia, non ci accide nessuno, eccetera, perché quest'anno si doveva solo che vincere.
questo che sia modesto non sminuisce, non toglie forza, Sì, ricordiamolo sempre, perché sennò passa il messaggio sbagliato. Vincere con questo. Sì, no, assolutamente, non è che allora l'avete, no, infatti noi anche l'anno scorso non l'abbiamo vinto, non è colpa del Napoli se il campionato l'ha vinto, tra l'altro con tantissime giornate, la matematica ha detto 5, ma in realtà erano tante domeniche, è impensabile che le squadre vincano tutte le partite, a parte che ci sono incroci. Però queste sono le basi per il prossimo campionato, che sarà un campionato totalmente diverso, a parte che dobbiamo vedere il valzer delle panchine, perché Mourinho dopo 2 anni è già stanco in tutte le panchine, è sempre stato così. Spalletti, ci sono tante cose che cambieranno, e chiudo da un punto di vista del garbo, dell'educazione, della lucità. L'intervista di De Laurentiis è ineccepibile, però se leggi tra le righe è anche molto preoccupante. Ha contraddetto e cancellato tutto quello che ha detto in queste settimane. Mi sembra che siano entrate in campo le diplomazie, e qualcosa succederà, bisogna capire in che termini. Io cerco di arrivare sempre prima degli altri. È sparito lo scudetto dell'onestà, è diventato il campionato dove le grandi sono indebitate per colpa della legge Melandri, e mi ricordo che l'ottimo Fabio Tranquillo disse no, io non cado in questa trappola, i manager sportivi sono così, e negli altri campionati, nelle altre leghe, soprattutto quelli americani, non ci si comporta in questo modo. Che poi sia una legge migliorabile, sbagliata, non significa nulla che poi tu amministri società, tra l'altro così importanti, ricche e articolate in questa maniera. Ed è un messaggio che io temo che indirizzi il prossimo, non solo campionato, il prossimo calcio in una maniera che personalmente non gradisco, ma lo capiremo solo guardando. Certo, bisogna leggere tra le righe, e quello è stato un messaggio molto forte che ha lanciato De Laurentiis. Mi sembra molto più che mettere proprio a totale disposizione una mano di aiuto agli avversari, però insomma lo capiremo in futuro. Però c'è anche su quello c'è da riflettere, perché non può essere quella legge sbagliata la ragione per cui tante società stanno messe malissimo e continuano a essere inguagliate. Cioè, la legge era quella e tu amministravi in calcio in funzione di quelle che sono le leggi, no? Come se uno dice ci sono i semafori e io li passo sempre col rosso. No, poi uno dice forse in questo incrocio è meglio fare una rotatoria, perché visto che il semaforo serve poco è meglio non fermare ma solo canalizzare e rallentarlo il traffico, no? Ma è lo stesso esempio, dice no, io me ne frego e passo, se no, non funziona così. C'è una legge e io si è spento. Si era spento, poi si era acceso. Nel frattempo io ho preso varie domande, ragazzi. Appena rientra Guido lo incalziamo a raffica. Ho letto Angioletto, Salvatore. Arrivare a 90, Salvatore, significa che devi fare 7 punti, devi fare 2 vittorie e un pareggio. Si può fare, è chiaro che si può fare. Vediamo. C'ho tutte le domande prese. Appena Guido rientra, eccolo. Si è spento tutto. Succede come succede a me. Comunque, prima delle domande, attenzione che Spalletti e questi meravigliosi ragazzi sono entrati in maniera anche molto spettacolare e gioiosa, di diritto nella leggenda dei cuori di Napoli, che è uno stato dell'anima e non è neanche più una città. Molto bello il video di Ciro Ferrara, voglio citare le sue parole, quindi si chiama Diritto Morale, poi ne parliamo, Valerio, riguardo alle magliette, che Napoli è più grande dell'idea che ha di se stessa. Cito l'ottimo video commovente. Tantissime sono città bellissime nel mondo, quest'idea che ogni città pensa di essere la più bella non mi ha mai appassionato, perché non classifico poi tra l'altro su quale parametro, poi ci sono degli elementi emotivi talmente personali, no? Però questa frase è verissima, è più grande dell'idea che ha di se stessa. E poi c'è una caratteristica tipica purtroppo di noi napoletani, a volte ci crea anche qualche problema con i nostri affetti,
che riusciamo a essere a un certo punto malinconici anche nel momento di maggiore euforia e trovare quella vena ironica anche in momenti di maggiore tristezza, che non è facile da cogliere, da capire, a volte anche da apprezzare. Quindi non sto sminuendo, però attenzione che quello che sta facendo Simino Inzaghi è importante. Allora, sul discorso di Inzaghi ci sono state parecchi commenti, parecchie cose. Sempre grandissimi questi. Angioletto, che tra l'altro ha fatto una canzone di 1 minuto sullo scudetto del Napoli, quindi vi invito a seguirlo sempre. Ed è bellissima. Grande stima per Guido, ma Inzaghi, che ha fatto una Super Champions, ha sacrificato il campionato, lo dicono i numeri. Una scelta alla Sarri al contrario, ma con una rosa top. 11 sconfitte, Guido, 11 sconfitte in campionato. Lo avremmo impiccato Inzaghi, ma lo avremmo impiccato se il Napoli avesse fatto 11 sconfitte. Sì, attenzione, sono troppe. Non credo che abbia sacrificato il campionato. Attenzione, e questa mentalità che poi degli loro stessi analisti, non voglio dire come li chiami tu o io, non ho mai capito questa cosa. Io credo che quella sia la dimensione, Valerio. Cioè, Inzaghi come Spalletti oggi non è che scende in campo, vabbè, oggi si può perdere. Tra l'altro è gente pagatissima, è quella dimensione che tu non hai. Lo spiego bellissimo in quell'articolo meraviglioso su un giornale francese, Benitez, no? Tu non hai quella forza, mentalità che ti fa andare anche le gambe per reggere ogni settimana 3 partite, no? Di quel livello, e casomai perdi punti come succederà col Chievo, perché poi un tanto col Chievo si vince, vai col Milan fuori casa e quasi vince, invece poi inciampi con squadre dove sulla carta avevi previsto, quelli che non sono, sappiamo, poi tu o io dobbiamo capire chi tu dici, che io li chiamo così, tu e quella è la dimensione, hai capito? Che poi le squadre italiane abbiano avuto dei sorteggi favorevoli, però intanto se lui arriva in finale, intanto sono tantissimi soldi, sono tanti punti di ranking UEFA che ti verranno scalati fra 5 anni, e mette un bel tassello a terra. Anzi, a maggior ragione una squadra altalenante riuscire a fare così bene non è facile, non bisogna sminuire, non lo voglio né esaltare né sminuire, però per come vedo io il calcio, quindi tutto sbagliato, posso accettarlo che non mi piace. Mi piace chi prova a fare la stagione, cioè comunque io provo ad andare avanti in tutte le competizioni, qualcosa lascerò sul campo. Alla fine il maestro Sarri ci andrà in Champions, però dei meriti degli altri, perché non è che stia facendo questo campionato favoloso di tanti più punti rispetto all'anno scorso, stava facendo un campionato dove andrà in Champions con 62 punti. A Gattuso ne sarebbero serviti 79. Ogni campionato, cioè, la Lazio è meno 4 nel girone di ritorno alla classifica guida, il Napoli meno 11, però perché tutte sono meno, la Juve meno 1, la Lazio meno 4, il Milan meno 6, la Roma è meno 4, l'Inter più 1. E poi bisogna vedere, io infatti spero proprio di no, che fa l'Inter con Napoli, perché non mi regalate un'altra domenica di malumore, sabato, se no può dire siamo l'unica squadra che ha battuto 2 volte il Napoli, campione d'Italia, e siamo in finale. Certe cose poi a me quello mi darebbe fastidio. La partita col Milan che non valeva nulla allo 0-4, e invece è stata, come avevo detto, attenzione, il trampolino di lancio per la Champions. Mettici la sfortuna, gli infortuni, l'arbitro, però un segnale di forza che c'è stato. Quindi nel calcio, come qualunque altro sport, si vince chiaramente col talento, con i muscoli, ma la testa, perché allora il discorso sulle motivazioni sparisce a convenienza, no? E a volte si vince prima ancora di giocare, no? E così ce l'hanno insegnato grandi campioni. C'è da riflettere. Certo è che una delle domande che mi è stata posta da voi è l'inizio di un ciclo, si ha molta più l'impressione che sia la fine di un ciclo questo. E lo possiamo per una volta dire, Valerio, perché tutti i cicli che questa volta erano finiti, a partire da quello di Maestro Sarri, non erano cicli. I cicli finiscono quando tu comunque hai vinto dei titoli, a un certo punto sei usurato, invece noi non vincevamo nulla. Per gli addii forse di Giunto, io lo dissi con 2 anni e mezzo di anticipo, a questo punto non so se intuisco o favorisco o suggerisco le cose.
forse di Spalletti, di molti giocatori. Si deve ripartire su basi solide, ma si deve ripartire già da queste domeniche giocando un buon calcio, favoriti dal fatto che tu non hai lo stress, anzi uno dovrebbe essere favorito, giocare leggero con la testa, no? Vediamo. Ok, vediamo un po' di domande. Quanti giocatori titolari ci vorrebbero secondo te per giocare almeno su due fronti l'anno prossimo? Sì, scusa, abbiamo bisogno di un terzino sinistro, per una volta lo dico io, perché credo che Mario Rui sia uno dei giocatori più insultati e sottovalutati della recente storia del calcio italiano, e si sente a volte la mancanza. Il suo procuratore, che parla una volta sì, due volte no, ci disse in questi anni che si erano fatti una promessa, no? Che se avesse vinto il campionato Mario Rui lo avrebbe portato a Dubai, me lo ricordo benissimo. Quindi non so se poi adesso questa cosa si verificherà. Terzino destro non sappiamo se verrà riscattato, ci sono dei dubbi anche di riscatto di Simeone. Diciamo i puntelli, un terzino sinistro sicuramente, terzino destro chi sarà il vice di Lorenzo, due centrocampisti, perché non puoi fare tutto il campionato Grissà, e tra l'altro si vocifera della partenza di Zelinski. Kim ci ha già salutato, cioè solo la clausola è veramente non bassa, è più che un invito, è servita su un piatto d'argento, ci sono tante squadre che hanno liquidità, quindi devi sostituire, è quel centrale. L'attacco sta bene così, però ci sono dei riscatti da fare, cioè, vediamo, perché poi chi imposterà questa squadra, Giuntoli o un nuovo direttore sportivo? Questa è una cosa abbastanza scocciante che si sta sottovalutando, non tanto perché crolla il mondo se va Giuntoli, e io fui uno dei pochi che lo difese, è perché Napoli perde l'unico vantaggio che ha sulle altre squadre, Valerio. E questo è scocciante. Cioè il vantaggio tempistico, cioè il Napoli a febbraio, salvo venissero gli alieni e non sono venuti, tranne per qualche folle che in TV dice qualcosa del genere, era già sicuro di andare in Champions e in Champions da parecchie domeniche, quindi poteva già impostare alcune cose se non l'ha fatto segretamente, mentre delle squadre comunque devono aspettare queste ultime giornate. C'è una Juve-Milan, la Juve mi aspetto restituisca il favore al Milan, il Milan ci va, salvo poi sbaglierò come quel famoso Juve-Inter. Ma se cambia visto tutto, cambia che lo anche stai dicendo, scusami, visto che lo stai dicendo, perché questa domanda era arrivata da Valentina, per chi arriva in Champions, crollo della Lazio un po' inaspettato? Io ho detto abbastanza aspettato, conoscendo Sarri. Secondo me vanno Napoli, Lazio, Inter e Milan. Napoli, Lazio, Inter e Milan. Ma perché tu dici che la Juve ritorna, danno un -9 definitivo? Sì, sì. Per quello, ok. Sì, poi si è visto che l'Atalanta, se non c'è il Napoli, è la vera squadra deludente della stagione. Se non c'è il Napoli di mezzo, lascia passare gli altri. L'Atalanta aveva veramente la possibilità di andare in Champions, poi non ha fatto le coppe, non ha fatto una lunga Coppa Italia, quindi diciamo è la settimana tipo. L'Atalanta ha più o meno gli stessi punti dell'anno scorso, attenzione, quindi non è che sta facendo molto, molto bene. La squadra che il Napoli ne ha più 13, il Milan meno 16. Atalanta aveva cominciato benissimo quest'anno, riguardando i miei vecchi video stavano facendo un inizio tra i record della loro stagione, poi sono veramente come l'anno scorso, perché pure l'anno scorso sono crollati. Non mi far dire cose che non possiamo dire in diretta, no, Valerio, però ti ho capito. Beh, abbiamo notizie certe nel settore, non può essere un caso che quando è finita una certa cosa è finito il... Basta, non diciamo nulla. Okay. Prendiamo altre domande. Allora Guido, qua andiamo in difficoltà perché tu non puoi... mi dicono che ho un debole con Elmas e qua secondo me
possono accusare anche te della stessa cosa. Anche io l'avevo per Lozano dopo l'anno di Gattuso, ma poi ho aperto gli occhi capendo che quell'anno fu un'eccezione, è un buon giocatore ma come 12esimo. Ora non so se si riferisce a un buon giocatore anche a Lozano come 12esimo o anche ad Elmas. Io oggi per esempio, quando mi vengono a dire di Elmas oggi, dove mi è sembrato uno dei pochi che era in palla rispetto a tutti quelli che hanno giocato, vado in difficoltà. Probabilmente avrò un debole, non lo so, però come un debole anche per Anghissà, e l'ho avuto per tutto l'anno scorso e per tutto l'inizio di quest'anno, mi si poteva dire è un debole per Anghissà perché l'ho esaltato. Dopodiché mi sono accorto che Anghissà fa attacca e stacca e gliel'ho detto chiaramente. Quando mi accorgerò che Elmas farà attacca e stacca, penso che lo dirò anche di Elmas. Non lo so, non credo di avere un debole. Allora, per una volta ragioniamo al contrario, Valerio. Allora, diciamo Elmas è scarso e accontentiamo tutti. Però dobbiamo mettere dei parametri che poi vengono utilizzati per tutti, perché così si analizza la vita, altrimenti diventi fazioso, politico e disordinato. Nel senso, se io valuto determinati parametri necessari per poter analizzare un giocatore, una partita, una prestazione, questi poi devono essere applicati a tutti. No, che dice, no, ma Insigne, no, ma il capitano non si mette in... tutte quelle frasi fatte che non si dicono nulla, no? Allora, diciamo che è scarso. Così, vendiamolo, eccetera, senza valutare l'età. Però poi se ci sono dei giocatori che dopo 3 partite, se li fai saltare un minuto e li metti, li crei problematiche, Spalletti ha detto una cosa molto importante, perché questa gente è top, cioè uno che arrivare a allenare in Serie A, solo 20 sono gli allenatori, una delle squadre principali, 7 sorelle, e vince un campionato, non può essere un allenatore normale, deve essere un allenatore di grandissimi valori, oltre che umani, ma anche di preparazione. Perché per Di Lorenzo non è un problema, la può gestire la panchina. Non l'ho detto io, l'ha detto il nostro allenatore. Valerio e Guido, più Guido che un imbecille, contano pochissimo, ma se te lo dice l'allenatore della tua squadra, quelle parole hanno un peso, hanno un valore, dette con grande serenità, senza malizia, senza lasciare messaggi. Quindi incominciamo a valutare tutti i giocatori con gli stessi parametri, cioè giochi poco, entri a partita in corso, devi cambiare sempre il ruolo, a volte devi recuperare il risultato, a volte così, perché poi dice vabbè, ma in ultimi minuti che cosa vuoi pretendere, non c'è uno, ormai ha finito la partita. Questo giocatore, io ho detto, a parte queste ultime partite, non è riuscito mai a fare mai 2 partite titolari di seguito, non nello stesso ruolo, ha un'età molto bassa e comunque la sua prestazione, tranne veramente 2 o 3 volte, puoi dire essere opaco, l'ha sempre fatto. Però ha detto ok, mettiamolo da parte, proviamo a vedere l'ottimo insomma capitano, che è fortissimo, se Di Lorenzo giocasse 5 minuti oggi, poi non gioco, gli ultimi 20 minuti, poi non gioco, oggi 20 minuti, poi non gioco. È più difficile poter fare, perché tu in 90 minuti hai tante possibilità per poter fare una buona giocata. È chiaro che la puoi fare all'inizio o alla fine, non so perché si spegne. Come ha detto Valerio prima, che ho sentito, ok, tutti gli allenamenti, però poi le partite sono un'altra cosa, anche perché hai un avversario che non è il tuo compagno di stanza, cioè tu ti alleni comunque con i tuoi compagni, perché per quanto ti alleni a 1000 è molto raro che tu sia cattivo. Quando ci sono stati degli episodi, ricordiamo l'infortunio di Dem, no? Infatti c'è stato qualche attrito, ma che sono allenamenti, quindi ok, bocciamolo. Però poi tutte le persone che dicono certe cose devono avere la onestà e coerenza di analizzare ogni singola prestazione, ogni singolo giocatore, ogni singola partita con gli stessi parametri con i quali bocciano Elmas. Siete in grado di farlo? A voi la palla, hai detto. Noi, quindi non è questione di favoritismo, è questione semmai questo è un giocatore forse molto sfavorito dalle circostanze, perché se Insigne avesse avuto il suo trattamento, visto che non poteva uscire mai, se no erano musoni da morire, erano cavoli amari, devi avere anche la forza
la forza che ha avuto Dries Mertens per uscire così bene, oltre che la classe, mi rivedevo ultimamente dei gol che la gente forse se li dimenticate, certi gol. Non è facile avere quella forza interiore di dire io sono bravo, riuscirò a uscire alla distanza, lo dimostrerò, pur non avendo il credito che meriterei, perché non tutti i giocatori, se no tutti sarebbero Michael Jordan nella vita e tutti sarebbero i grandi campioni, perché invece c'è il giocatore normale, c'è Balotelli, chi spreca il talento, e c'è il campione, e c'è il giocatore che viene dal nulla, che passa dalle serie inferiori come Di Lorenzo e alzerà la coppa del campionato. Anche lui probabilmente ha dei valori umani e caratteriali superiori alle medie, pur non essendo Roberto Carlos, non lo sto sminuendo, no? Perché non arrivi a essere poi nominato dal tuo allenatore capitano se non ti si riconosce una personalità, un carisma, anche una solidità mentale superiore alla media. Esatto. Non so se sei d'accordo. Sì. Vincenzo, considerazione interessante: in questo canale ho imparato il valore del quando. Non sono con il signor Guido, il Napoli gioca male e segna poco prima da quando serviva l'ultimo sforzo, poi al risultato ottenuto, nessuna paura. Quindi il quando, cioè arriva questo momento di flessione, ma alla fine, perché comunque io ho detto, ragazzi, che non è che Osi torna in forma in un secondo, poi si è fortunato Politano, si è fortunato Lonzano, ci sono tutta una serie, però ho detto è diventata più, lo dicono i numeri, cioè quella squadra che faceva gol a grappoli non ne fa più di uno, è a stento, però ho detto è un segnale di riflessione. Quando ci sono delle piccole crepe, quelle crepe tu le valuti, le studi e vedi se poi vengono stuccate e riparate, e tu infatti poi ti trovi dei risultati migliori, no? Se poi trovi una sconfitta e dici come è nata questa sconfitta, perché invece avevi sottovalutato quei segnali, piccoli segnali d'allarme. Sono dei piccoli segnali d'allarme, ma innanzitutto fortunatamente non è successo nulla. La cosa importante che vi sto cercando di dire, non è che dobbiamo disperarci, attenzione, non sottovalutate queste partite, queste sconfitte, perché possono essere una base solida e molto importante per l'inizio della prossima stagione, come possono essere una base di debolezza per l'inizio della prossima stagione. Spero che così sia stato più chiaro il messaggio. L'analisi, ma non serve a niente, tanto sono in vacanze. I giocatori, è un'analisi, come ho detto quella volta, io sono un liberale realmente, va benissimo, chiunque può esprimere le sue opinioni. A me non convince, perché guardo sempre oltre il mio orizzonte personale, detto, e voglio vedere il Napoli sempre vincente. Poi, e questo poi alla fine, cioè a me la sconfitta non solo desta cattivo umore, ma mi preoccupo per il futuro. Ho detto, il futuro io voglio vedere più vittorie possibili. Ho detto, più vittorie possibili le costruisci con certezze, con qualità e con tanti elementi che ti insegnano nel corso della partita. Tu impari proprio perché a superare delle difficoltà, degli ostacoli, delle novità. Una delle novità, spero che questo sia un messaggio chiaro, che adesso ogni partita tu la stai giocando da campione d'Italia e nessuno di loro dice vabbè, tanto è una sciocchezza. Non è una sciocchezza, altrimenti detto, ogni anno uno avrebbe vinto lo scudetto. È un piccolo particolare che conta molto, e anche in questo bisognerà imparare, perché poi i giocatori in campo parlano, si insultano, si provocano, sono più sportivi. Bellissimo l'abbraccio e il grande segno di sportività tra LeBron e i giocatori del Golden State Warriors, per parlare di un altro sport, no? Ci sono tante cose che succedono in campo, che ovviamente adesso che siamo tornati a un regime normale, meno male, e diciamo non senti. Michael Jordan gli dicevano sei calvo, sei brutto, eccetera. Non è solo il famoso episodio di Materazzi e Zidane, quindi attenzione. Adesso tu sei campione d'Italia e questa cosa la devi far pesare e non deve diventare invece un elemento di boomerang, di debolezza a nostro danno. Questo, insomma, spero che così sia più chiaro. Cioè deve diventare invece un elemento di maggiore forza,
ma lo diventa mettendo in campo dei nuovi elementi, perché pariremo. Oggi non l'abbiamo messo, spero che con l'Inter lo... perché tu batti l'Inter, casomai l'Inter va in finale, forse va il Milan, io non sono assolutamente tifoso di nessuna delle due squadre, e allora tu dici abbiamo battuto la finalista della Champions, no? Sembra un particolare. Oppure allora dice noi finalisti in Champions abbiamo battuto oppure pareggiato, abbiamo tolto 4 punti su 6 al Napoli. Sono particolari importanti, anche perché sono troppi anni che non battiamo l'Inter, anche questo. No, poi il fatto di non averla battuta, che è l'unica squadra che non abbiamo battuto in questo campionato. Secondo voi, dice Giorgio, da cosa dipende il basso livello delle domande nelle conferenze stampa di Spalletti? Domande da Isola dei Famosi, proprio a lui, che quando gli fai una domanda tattica dà risposte bellissime. Ma io ho tutti i difetti di questo mondo, dell'universo e anche di quello che ancora deve nascere con l'universo, però una cosa ho imparato nella vita, 2 o 3 forse, più di 3 forse no, che una delle frasi più sbagliate possibili che sentite è prova a metterti nei miei panni. No, quante volte l'abbiamo sentita, a volte l'abbiamo detta anche noi, sbagliatissimo, perché ciascuno di noi ha la sua educazione, la sua timidezza, oppure la sua sfrontatezza, la sua educazione, le sue conoscenze. Anche, quindi come faccio? Addirittura non di un collega, ma di svariati colleghi. E quelli potrebbero dire, ma tu chi sei? Fatti i fatti tuoi, io decido, avrebbe ragione. Quindi non possiamo rispondere per altri. No. Certo, è una cosa che è molto bella di questo canale, che si è avvertita non solo l'esigenza di sentire un certo tipo di racconto sul calcio sempre più raffinato, sempre più completo e più di campo, e questo vi fa molto onore, tutte le amiche, perché ce ne sono molte ragazze in gambo da quello che leggiamo, e amici bellini, ma anche la delusione di non sentire un certo, quindi le due cose vanno di pari passo. Però non possiamo rispondere. Io ho fatto tanti di quegli errori anche con voi, non di valutazione, a volte di forma, che mi vergogno talmente tanto che non posso addirittura pensare pure per gli altri, devo solo migliorare io, gli altri sono già bravi di loro. Allora, questo per chiudere il discorso Elmas, io sto cercando, ragazzi, di prendere anche domande più varie, altrimenti se ci blocchiamo su un solo argomento diventa noioso, però mi sembrava giusto dare spazio anche a chi vuole aggiungere al discorso. Almeno io che ho scritto il messaggio non ho detto che è scarso Elmas, ho detto che avete un debole. Se Spalletti, come hai detto tu, non è un cretino come noi, ci sarà un motivo del perché non è titolare. Ah sì, ci sono anche degli equilibri, perché un errore che si fa è che a volte si valuta il giocatore in sé per sé e non in funzione di 11 giocatori in campo, no? Di quanto, giusto. Poi vi ricordo, per esempio, Sarri una volta disse in un raro momento di lucidità: l'errore che ho fatto è di valutare Mertens solo come un giocatore che fosse il migliore a impattare la partita, quando era bravo anche a non impattare la partita, però rimaneva uno dei migliori. Mi ricordo un Benfica-Napoli, e io abbastanza arrabbiato che lui non giocava con titolare, poi entrò e spaccò la partita, fece un gol di Serpentina bellissimo, no? Ci sono tante valutazioni che un allenatore fa anche in base al piano gara, all'avversario. Ci sono dei giocatori che poi se per sé sono bravissimi, però poi tu vedi che quando partono titolari hanno un certo tipo di prestazioni, su 20 partite poi hanno più o meno quel tipo di prestazione, e quando entrano a partita in corso è molto diversa la prestazione, nel bene o nel male. Detto quello che si è visto con Elmas, che abbiamo già stabilito, è scarsissimo, che invece fortunatamente a partita in corso non entra svogliato. A volte lo è entrato svogliato Zelinski, eppure la qualità, probabilmente Zelinski con i piedi, probabilmente, non voglio lanciare assoluti, è il giocatore più tecnico che abbiamo in squadra, perché il controllo di palla di Zelinski sembra una piuma, cioè sembra che lui proprio non la controlli la palla, non fa nessun sforzo con entrambi i piedi. Però dobbiamo dire, quindi quando tu dici adesso entra Zelinski, c'è un cambio di partita, a volte è entrato non incisivo, ci può stare, non sono dei robot. Vediamo, io temo a volte, Valerio, che poi penso al palo della luce e altre cose, che certe
certi condizionamenti, anche lessicali, fanno breccia nelle menti delle persone. Sì. Perché quando tu senti determinati concetti ripetuti allo sfinimento, sempre, poi alla fine ti convinci che è così. D'altronde, noi lo vediamo a volte nelle telecronache, quando dici no ma è fallo eccetera, poi non dicono che non era fallo, però intanto nelle persone è rimasto il fatto che quello era fallo, no? Io mi chiudo qui. Va bene, però per fare questo ragazzo non ha 28 anni, noi siamo stati una classe di addetti ai lavori, di tifosi, di opinionisti, che abbiamo esaltato, ci vogliamo un sacco di bene, Aronica, no? Quindi Mosa, Guido Gentili in su, no, assolutamente, perché tra l'altro è un ragazzo di una simpatia, di una bontà incredibile. Però un giocatore a 30 anni, che a volte faceva anche gli straordinari in qualche partita in Champions, difficilmente può migliorare. Diceva, Aronica può amministrarsi, come dicevo, no? Poi c'erano delle partite che andava anche al di là di qualunque immaginazione, poi delle partite, ricordiamo, delle vaccate, però noi vogliamo gran bene, però attenzione, una cosa è essere 30 anni, 31 anni, un'altra cosa a 23, 24, dove ancora dei margini di miglioramento ce l'hai, come puoi anche essere un giocatore che regredisce, lo dicemmo io Osimhen, no? Ho detto poi spetta al giocatore avere l'intelligenza, la disponibilità, la capacità e anche un po' la fortuna, perché pensate al povero Gulam, che è veramente un campione di testa e non so. Però insomma io ho questa convinzione che poi tu senti certe persone che si sono fissati come Mario Rui faceva quelle trasmissioni con quegli ottimi ragazzi, no? Che più davano i numeri scientifici sulle prestazioni, i vari indici di qualità di Mario Rui, e più sentivi nelle trasmissioni che Mario Rui è scarso, ormai non lo cambi più però quest'anno ho detto anche Mario Rui si è tolta la soddisfazione di essere stato uno dei primi che ha fatto il sold out della sua maglietta personale. Questa è una cosa che ci piace sottolineare. Guido, per fare un po' di cronaca spicciola, la questione Izzo, ci sono ancora, non siamo arrivati praticamente all'ultimo grado. Guido, Izzo ha ancora ricorsi da fare, no? Sì. Mamma mia, certo ancora... che sì, certo che pensiamo che se non fosse stato per il Napoli quest'anno, e non lo diciamo perché è un canale del Napoli, perché Valerio, questo sarebbe stato uno dei campionati più tristi, avvelenati, perché praticamente ormai pensando a quello che sta succedendo in casa Sampdoria, una squadra, io provo grande simpatia per la Sampdoria, per il Genoa, per le squadre comunque di mare, no? La Juventus, cose. Mamma mia, ormai diventa difficilissimo parlare di calcio. Di calcio. Almeno noi abbiamo visto delle belle partite anche in Champions, no? Pensiamo all'Ajax, le 2 partite con Francoforte, perché se no ci sarebbe stato veramente poco calcio. L'Inter e il Milan sono avanti in Champions League, però pensate la doppia semifinale, non abbiamo visto il ritorno, ma la partita di andata io mi prendevo a schiaffi per tenermi sveglio, ed è una semifinale di Champions. Sì. E infatti di calcio vuole parlare Mirko, dice novità tattiche 2023-2024: 1. Il fallo tattico fuori area, 2. Chiudere l'avversario che vuole tirare da fuori, vedi Colombo, Zaccagni, esattamente, questa è un'osservazione sul fallo, no, perché non nel senso che non lo sappiamo fare. sì, ma poi piacerebbe più un intervento preventivo, però l'osservazione che ha fatto l'ottimo signore Mirko, e che a volte ha detto pure io, ragazzi, però si può ogni tanto murarli i tiri, cioè non è che tu li devi, noi ce l'abbiamo un po' poco nel DNA, invece sono molto brave le squadre avversarie, che non è, come posso dire, un atto scorretto, non è manco il fallo tattico, cioè fa parte del gioco quello di interrompere alla fonte in modo tale che non arriva nemmeno al portiere, non deve compiere la parata. Ci sono piccoli elementi che tra l'altro ci fanno ben sperare, no? Noi rischiamo di chiudere il campionato senza un gol su punizione, ormai da Milik che non segnava su punizione, Mario Rui col Cagliari, no? Quindi abbiamo dei margini di miglioramento, abbiamo tanti giocatori giovani, perché poi sentiamo le interviste, ogni tanto vediamo anche i video nell'allenamento, 50.000 gol, però noi non ricordiamo gol su punizione, e andiamo un po' in controtendenza, perché Daniel Bertoni, per citare uno prima dell'avvento di Maradona non lo citiamo nemmeno, Zola, cioè,
Insomma, la tradizione del Napoli ha visto grandi specialisti del tiro di punizione, ce lo siamo un po' dimenticato. Quello aiuta, vedete come aiuta, ed è assolutamente sportivo, cioè non è nulla il fallo tattico, prendere la maglietta, murare i tiri dell'avversario. La Juve di Spalletti è un lapsus, chissà perché, di Allegri ha costruito un mito No, ma ormai la Roma si è suicidata, si è capito. Ha mollato. C'era un'occasione importante per la Roma, perché potevano appaiarsi al Milano, superarli addirittura. Adesso Roma 59, Milan 61, poi c'è il balzo, Lazio 65, Inter 66, Juventus 66 per ora. No. Questa ti avevo detto, ma anche in tempi non sospetti. Perché poi si entrerebbe in un campo di scortesia, sembra che uno lancia messaggi avvelenati a colleghi, no? Il potere del nord è crollato, Roma, Napoli, non ci ho mai creduto prima di abdicare. Tra l'altro, a prescindere da questi elementi calcistici che sono anche carini di colore, basterebbe vivere un po' al nord, con tutto che l'Italia è un po' abbacchiata, è un po' tanto abbacchiata, attenzione. Però la differenza, e lo dice un uomo che sanguina mentre lo sta dicendo, tra nord e sud si accentua ogni secondo di più, ed è sempre più preoccupante. Parlo da un punto di vista politico, economico, da un punto di vista proprio delle infrastrutture. Ragazzi, poi non voglio appesantire il canale, no? Noi abbiamo intere zone di tante regioni dove è un viaggio della speranza muoversi da una città all'altra. Abbiamo autostrade minimo sono 3 corsie. Nella zona intorno a Bologna, Modena eccetera, ci sono anche 4 corsie per ogni carreggiata, oltre che l'alta velocità, aeroporti per tutti. Cioè, alla fine poi lo scudetto del Napoli è uno scudetto epico, perché Napoli è una città in predissesto rispetto, a prescindere da quelle che sono state le schifezze in questi anni che abbiamo dovuto subire. Ci sono nuovi filoni di inchieste anche sugli arbitri adesso, però c'è da dire che si viaggia a 2 velocità anche per scelte politiche che negli anni hanno penalizzato sempre di più il sud. Però poi rischio di non prendere in manco l'immigrazione di Crozza che fa al governatore della Campania. Hanno ragione, perché lo faceva De Magistris, lo faceva De Luca, perché ha detto noi abbiamo molti meno fondi, molte meno risorse, ma è difficile competere quando tu hai uno e gli altri hanno 101, no? Quindi quello che è stato fatto è epico, però detto, attenzione, prima che crolli lo strapotere anche calcistico, che poi alla fine in un calcio che è un po' industriale e un po' finanziario, società quotate in borsa, quindi è espressione anche di elementi economici e geopolitici, prima che crolli questo potere ce ne vuole, anche perché non è che ci siano stati elementi che ti fanno credere questo. Cioè, vedere Roma in questo stato, per chi cioè, ti viene da piangere. Roma è una città di una bellezza disarmante, ma proprio bella. Andate a fare una camminata, vedete le persone stese a terra anche nel cuore della giornata, ma ormai anche ai ridossi di Piazza del Vaticano. No, scusa, sì. Ed è Roma, cioè quella che dovrebbe essere il nostro biglietto da visita italiano. Guido, c'è una cosa particolare che ci dice Mario: la Juve, vincendo le ultime 4, andrebbe in Champions nonostante la penalizzazione di 9 punti, perché c'è lo scontro Juve-Milan. Quindi la Juve potrebbe arrivare a 78 punti e il Milan, se perde ovviamente con la Juve, può arrivare massimo a 67. Quindi 78 meno 9, la Juve arriverebbe comunque sopra il Milan. Però a quel punto vale, perché abbiamo sentito le ultime cose, la punizione, la penalizzazione deve essere comunque afflittiva, cioè la devono cambiare in base al far uscire dalle coppe. Ecco perché è un bel macello farlo in corsa o aspettare quando i giochi sono finiti. Non cadere in questa trappola, perché poi mi ha scritto spesso in privato un nostro amico Bellino, poi faremo un approfondimento un po' più serio legale, perché quello che senti in giro è di una pochezza, approssimazione, a volte anche molto subdolo, perché finché uno è semplicemente ignorante, a volte io non credo che sia ignorante,
è un diritto sportivo che ha un ordinamento diverso da quello amministrativo e penale e deve essere disciplinato in questo modo. Vi sono pochi grandi esperti, uno degli avvocati più esperti e più bravi, anche sempre garbato, un gentiluomo, no? Che spesso viene intervistato nelle trasmissioni, un avvocato chiaro, che l'ha spiegato con una garbo, lucidità, una precisione inattaccabili. Quindi attenzione, perché quelli che poi gridano al complotto non è giusto, non è giusto, cioè, in realtà ci torneremo, spiegheremo, perché è molto lungo, è molto complesso, ma scordatevelo, e parlo per qualunque squadra, questa idea del complotto non è giusto perché a noi si stanno sentendo una marea di cretinate, poi ognuno è libero di vivere la vita come vuole, quindi se la vuole vivere da ignorantone che si fa condizionare da altri, benvenuto. Il problema è che molte cose sono avvenute molto tardi, nel senso che si è deciso alla fine, basta, ora non ne possiamo più, perché poi si parla anche di questo ricorso, no, di associazioni avvocati per lo scudetto, quello l'ultimo di Sa, che io spero venga revocato e non assegnato al Napoli. Vi do già subito la mia... Pure io sono d'accordissimo, non lo voglio. Ormai è sport, non puoi più tornare indietro nel tempo, quindi ti do ufficialmente qual è la mia posizione, a prescindere che credo che non ci siano proprio i margini del diritto sportivo perché non è l'ultimo scudetto, è troppo indietro nel tempo, ma anche se fosse la mia personalissima e non è legge, è solo opinione, per quanto dici non lo puoi sentire sul petto, preferirei che venisse revocato e non assegnato a nessuno. Aspetta, credo che tu abbia detto una cosa chiave. Visto che si torna indietro nel tempo di diversi anni, poi dovresti annullare pure quello là del 2019. No, sono l'ultimo, e siccome l'ultimo non l'ha vinto la Juve, puoi assegnarlo. Infatti vale. fu assegnato quello all'Inter, ma non quello precedente. I due tolti alla Juve, che poi la Juve uno solo è andato cartonato all'Inter. Perché era l'ultimo. Ma il penultimo fu revocato e non assegnato, come da diritto sportivo. Ripeto, poi siccome è una cosa complessissima, che mi sono andato a studiare, avvalendomi anche di consulenze, eccetera, poi ci torneremo, perché poi, diciamo, a parte il dubbio se il Milan, secondo me è molto poco con il dubbio, va in Champions, questo campionato non va a finire proprio nulla, no? Quindi ci saranno molte cose da dire, soprattutto per le varie sentenze, e poi il valzer di panchina incredibile che ci potrà essere, no? E lì ci sarà proprio disfattismo. Quando io ti ho scritto non stavo guidando, ci eravamo dati il cambio, ho detto state calmi, non vi fate prendere la penultima volta, no? Che io non potevo intervenire, poi tu hai mostrato la foto che io ho fatto a Verona e ti ringrazio dell'atto di carineria. Ho sentito un po' di panico in giro, ho detto, no, state calmi, cioè, non torniamo indietro nel tempo, no? Di nuovo crolla tutto, ansia, cioè, perché proprio quest'anno ci ha insegnato che il cambiamento, se volto a migliorare, può essere una grande opportunità. Quindi perché essere colti da paura, pessimismo e disfattismo prima ancora? Non è che tu hai preso un giocatore, sono passate 20 giornate e hai preso un brocco, non è ancora partito nessuno, non è ancora preso nessuno. Questa paura è assolutamente irrazionale e ingiustificata, ed è figlia casomai di tutto un certo tipo di narrazione che ci ha accompagnato, ma noi l'abbiamo cancellato come andare al di sopra degli altri. Quindi calmi, valutiamo quello che avviene. Ancora non è avvenuto nulla, quindi o facciamo il divino Telma oppure facciamo le persone serie. Detto, non stiamo qui a una trasmissione di maghi o di oroscopi, quindi calmi, molto calmi. Questa è la mia idea, come sempre solo... Intanto si è formalizzata. Brighton batte Arsenal fuori casa 0-3. Attenzione a Brighton l'anno prossimo, orgoglio De Zerbi. Al di là di questo, Guido, è una tragedia sportiva quello che è successo all'Arsenal. Poi anche simbolicamente 0-3 perdono loro, 3-0 vince il City e adesso sono avanti il City di penso 4 punti con una partita in meno. Una partita in meno, scudetto. Ma guarda, io provo, non c'è senso di appartenenza, eccetera. Se diciamo delle squadre inglesi ho sempre tenuto l'Arsenal, un certo grado di affinità,
sportiva, anche letteraria, per quel capolavoro letterario che è Febbre a 90 gradi, che è citato sempre a sproposito come un po' sliding doors. E tra l'altro l'Arsenal è uscita dalle coppe, quando è uscita dalle coppe è cominciato a perdere tutto. Sono molto preoccupato per la finale di Champions, perché te l'ho detto, la Premier è stata logorante, la rincorsa disperata che ha fatto il City è stata incredibile, perché veramente sembrava uno scudetto vinto, assegnato, e loro sono anche in finale di Coppa col Manchester United, la competizione sportiva in animazione diretta calcistica più antica del mondo, e ci tiene. Stanno nella semifinale tosta con Real Madrid, tu rischi di arrivare per l'ennesimo anno logoro. E c'è un'altra caratteristica: un anno Guardiola vinse tutte le partite tranne una, e vinse tutte le partite l'eliminazione diretta, perse 1-0 giusto la finale, e mi sembra anche quest'anno si è imbattuto. Quindi o viene eliminato dal Real Madrid o vince questa benedetta Coppa, o se dovesse perdere dice guarda, una partita perdo e perdo solo la finale, per dire. Quindi occhio a, chiaramente, una stagione trionfale, una stagione veramente che sarà ricordata per i tifosi dell'Arsenal e i Gunners con grande sofferenza. Peccato, perché è spesso un grande calcio. Ragazzi, perdere e uscire dalle coppe non fa mai bene, però viene raccontato il contrario. È come il cavallo che rompe, no? Dal trotto va al galoppo e viene squalificato. Peccato, perché anche per loro è un segno di li abbiamo sentiti, sì, i tifosi sembravano avere quella stessa voglia di rivalsa e di vincere, proprio molto simile alla reazione dei tifosi a quelle del Napoli, e ci credevano davvero. Forse hanno cantato vittoria un po' troppo presto, mentre il Napoli continuava, anzi aumentava il distacco. L'Arsenal ogni tanto, il Manchester City non ha mai mollato. Sì, quello, ti ho detto, ha fatto una rincorsa e ci ha creduto. Poi l'Arsenal negli anni strategicamente ha fatto questa scelta, quindi non era una scelta, come posso dire, da sprovveduti o azzardata. L'investimento serio, perché loro sono investimenti diversi dal nostro, dello stadio di proprietà, e che stadio costruirono, gli costò anche degli anni dove non hanno potuto fare una campagna acquisti importante, mentre in Inghilterra arrivavano i soldi petrodollari di dubbia provenienza, cioè, il distacco con un allenatore longevo, è stato qua 20 anni sulla panchina, quindi ci sono stati degli anni dove hanno dovuto tenere botta, no? Sembrava l'anno buono, hanno espresso un ottimo calcio e sono venuti proprio a crollare nell'ultimo mese, perché non è solo il City che non so da quante, per gli ultimi 14 ne ha vinte tutte, mi sembra, partite, e che comunque loro hanno fatto proprio male nell'ultimo mese e mezzo. Mi dispiace molto sportivamente, anche perché al City una vittoria in più, cioè le vittorie fanno sempre piacere, però invece per l'altra parte di ronda, che ha 4 squadre tra l'altro, quindi sarebbe stato... Uno avrebbe potuto pensare, hanno preso Haaland, stanno andando forte in Champions, questo è l'anno in cui loro vincono la Champions e magari mollano la Premier. Ragazzi, l'importanza della stagione, vedete, loro ne hanno già vinta la Champions, ma non sono appagati per niente, hanno fatto comunque la rincorsa. Immaginate quegli spogliatoi cosa devono essere. Sì, io spero, poi sono stato impreciso, è solo colpa mia, che non è né una provocazione, né un esaltare, né bocciare nessuno sul fatto di Inzaghino. Assolutamente non sminuisco Spalletti, praticamente è destinato a non pagare più nulla a Napoli, infatti ultimamente si è ritirato. Lui, i suoi figli, le generazioni, quindi non sto sminuendo. È che c'è questa cultura della stagione, cioè comunque il Manchester è arrivato in finale della Coppa, che per loro è molto importante, con i rivali del Manchester United. Stanno comunque semifinale con Real Madrid, insomma, Real Madrid 14 Coppa dei Campioni, e hanno avuto un inizio del campionato e qualche arresto, mentre l'Arsenal aveva lo stesso rendimento pazzesco del Napoli. Poi il Napoli ha un po' rallentato, loro si sono proprio inchiodati, ma loro hanno continuato a macinare, ripeto, andate a vedere le ultime 15 partite del Manchester City, però questo non gli ha tolto punti in Champions League, oppure dice vabbè, dalla Coppa usciamo, perché ormai sono allenatori, anche giocatori, quello che dicevano, che sono mentalizzati che ogni partita è importante, 3 appuntamenti a settimana, non c'è la settimana tipo, ci sono le partite, questo fatto della settimana tipo mi sembra l'alibi dei perdenti. È difficile
perché ti distruggono, inserire questa mentalità in Italia, perché quelle poche persone che l'hanno fatto, si conta sulle punte di mezza mano, sono state massacrate dai colleghi. Vabbè. E Inzaghino, che sta crescendo, non ha ancora 50 anni, vedo che prova a farlo. Poi tu devi anche imparare a farlo, quindi può darsi pure che non migliorerà, e devi anche imparare a fare un'azione che ti fa sempre il turnover, sempre ti rigetta sempre queste domande che Sorrentino prova una soddisfazione personale. Si dice che uno si mette a piccio, no? Mi sono messo a piccio, ma De Laurentiis invita, alla fine poi è successo, ci è illuminato con la sua grandezza anche lessicale, perché Sorrentino usa frasi brevi ma quasi sono aforismi. Ha detto che non sono molto simili al lavoro di regista e di allenatori, ma almeno i registi devono fare una conferenza stampa quando vanno ogni 2 o 3 anni, vanno a un festival. Ha detto delle cose troppo divertenti sulle conferenze stampa, quindi basta andarsi a rivedere le interviste che ha rilasciato. Ecco. Poi sono sempre le stesse domande, non particolarmente illuminanti, quindi invece di apprezzare, no, che uno dice sono 9 mesi e mezzo dove uno deve fare tante partite e tutte le partite sono importanti, perché poi se tu perdi come l'anno scorso 6 punti con l'Empoli e 3 punti con lo Spezia, 9 punti, quei 9 punti che in fondo che sono l'Empoli sono costati il campionato. È chiaro che non è una partita importante di cartello come il The Champions, cioè, ma intanto vincevi il campionato, quindi tanto non importante non era la partita con l'Empoli, vedi? Non è una partita di cartello da un punto di vista del fascino, dell'importanza, della presenza dei giornalisti anche stranieri, ma sempre 3 punti ti dà, e se tu perdi tanti punti con le altre 13 non lo vinci il campionato. Questa è la fine. Dai, spolliciamo. Valerio e il signor Guido meritano più di 226 like, non so a quanti ne siamo adesso, possiamo arrivare a 250. Guido, giusto 2 domande finali e poi vado a mangiare. Quando Kvara, Osi e Lobo vengono marcati da 2 giocatori a testa, è facile per gli altri 7 giocare contro 4 avversari. Oggi ero a Monza, Elmas e Anghissano non avevano idee, Zielo presente, il resto 0. Guido, lo stiamo vedendo e se lo stanno chiedendo un po' tutti. Hanno trovato la contromisura, queste doppie marcature nei giocatori chiave. Ecco, poi dovrebbero esserci dei giocatori liberi, no? Esatto, questa è un'osservazione. Torniamo a parlare di cose carine, interessanti, che si ricollega a quello che io ti dicevo. Ok, ormai abbiamo perso, voi vi siete presi 1 minuto di collera, io oggi mi confesso me ne sono presi 3, perché vi ho detto adesso pensiamo a ricostruire il futuro. Costruire il futuro, ho detto, impariamo da quelli che sono gli elementi che stanno manifestando delle debolezze. Allora, se c'è un lato forte per loro, no? Dove c'è un raddoppio o triplicare, la palla deve viaggiare con intelligenza e velocità, perché ci sarà un lato debole come a pallanuoto, no? E tu dici, hanno imparato a usare le contromisure, ad esempio Kvara ormai è un oggetto non del desiderio, è un oggetto di attenzioni quasi morbose, quasi di un fidanzatino, no? Quindi qualcosa non funziona perché non liberiamo l'uomo. Adesso si fa molto bene a pallacanestro, che a volte la circolazione, anche se c'è il giocatore più rappresentativo, a volte lo si cede a quello che ha molto più spazio nella sua mattonella, no? Oggi per esempio uno degli elementi non solo è stato questo, che poi alla fine non si arrivava al tiro, non so se era il condizionamento di Osi capocannoniere, però non è che devi arrivare in porta con tutto il pallone sul Barcellona, dei passaggi, l'ennesimo passaggio poi a ritornare indietro quando tu ormai sei entrato dentro l'area. Quindi ci sono degli elementi che possono essere nettamente migliorati. Allora, se c'è adesso una costante, che è quella del raddoppio sistematico già in partenza prima di prendere palla a volte su determinati giocatori, e non diciamo oltre perché lo deve fare Spalletti, non vogliamo neanche, visto che a volte suggeriamo, significa che si può fare qualcosa di tattico e di tecnico di diverso, come contromisura e come reazione a questa cosa. Però si deve fare, si può fare, perché sempre 11 sono, cioè se non hanno fatto una regola che le squadre avversarie possono giocare in 13 e non in 10, sempre 11 contro 11, il campo è
105 per 65-68, 110 il Maradona San Paolo, che è lo stadio più lungo come terreno di gioco, quindi bisogna migliorare. Queste partite devono diventare utili per costruire la base del prossimo futuro, per sapere che tu troverai tante partite con le squadre chiuse. Attenzione, oggi il Monza non è stata neanche la squadra più chiusa e più bassa di quelle che abbiamo affrontato. Assolutamente. Penso che il Milan è stata la squadra quella più bassa, più chiusa. Abbiamo visto molte partite con il 5-3-2 o 5-4-1, che non era poi 3-5-2, ma erano sempre 5 difensori, tante, e abbiamo avuto difficoltà. Quindi si deve lavorare. Questo diventa anche uno stimolo, no? Per fare cose nuove, come diceva Spalletti. Così nell'allenamento durante la settimana c'hai lo stimolo per esercizi nuovi, e la domenica poi è bello vederli applicati e messi in campo con lucidità. Ultimissima domanda e poi ringraziamo, e magari qualcuno si vuole andare a vedere anche l'altra partita. Buonasera a tutti, dice Lucio. Considerando la rosa attuale rimanga tale, cosa che ci auguriamo, cosa manca a questo Napoli per aspirare, e perdonate la fantasia, a un eventuale triplete l'anno prossimo? Un terzino e 2 centrocampisti, se non tocchi nessuno. Esatto. Domanda, ma io la estendo a questo punto, visto che tu hai risposto bene anche secco. Tu lasceresti tutto com'è? Oppure, perché io mi sono fatto questa domanda mentre mi facevano questo tipo di proposta, bisogna capire se poi qualcuno è arrivato al massimo del suo ciclo personale a Napoli. Per esempio un Lozano, Valerio, può essere che è arrivato alla fine. Partiranno tante persone ed è giusto. No, che partiranno sì, ma dico, tu te la fai questa domanda, dice, anche se è forte un Osimhen, magari è arrivato al limite di quello che può dare al Napoli. Io sono molto preoccupato per la partenza di Giunto, ed è una mia fissazione, non come Elmas, per un semplice fatto. E ti rispondo perché è legato a quello che mi stai chiedendo, perché ci deve essere un elemento di continuità, e chiaramente non può essere Di Lorenzo, non perché poi io ce l'ho contro Di Lorenzo, perché Di Lorenzo è un giocatore e quindi è interno a valutare certi settori, deve essere un occhio esterno che non è più giocatore, no? Perché viene un nuovo direttore sportivo, tra l'altro Giunto, mi pare si porti 1 o 2 collaboratori, quindi è una bella perdita, che ovviamente ha bisogno del tempo per valutare, anche per respirare delle cose, e se va via Giuntoli e va via anche l'allenatore, chi è il suo referente? Edo, che non è un uomo di campo, per capire, guarda, è giusto lasciar partire Mario Rui, ma non perché è scarso, perché probabilmente ha dato tutto e adesso gli mancherebbe quel 5% in più che riesce a dare. Faccio un nome, ma non perché ce l'ho con lui, per fare un esempio, se no parliamo di chiacchiere. Allora, se noi azzeriamo tutto, allora dobbiamo partire da quelle, come disse l'anno scorso, dove però c'erano degli elementi di continuità, non solo in squadra, un telaio forte, poi giunto di Spalletti, e ha detto però dobbiamo accettare l'idea che qualcuno di quelli nuovi abbia bisogno di tempo, non tempo di Sarri, 80 mesi, no? Quindi all'inizio si può pagare Lazio, non l'abbiamo pagato perché abbiamo fatto un sacco di vittorie, buon per noi. Quindi chi sarà l'elemento? Cioè cambia solo qualche giocatore, rimangono Giunto di Spalletti, va via uno dei due, tutte e due, cioè la situazione non è grave, ma perdi quel vantaggio di tempo rispetto agli avversari, dove tu dici io già posso impostare tutto, già posso mettere dei paletti a terra, e gli altri si devono conquistare la Champions, bisogna vedere gli allenatori. Azzeri veramente tutto e si parte a bocce fuori. Certo che parti da campione d'Italia, però questi mesi dove potevi già programmare, sono tanti elementi. Secondo me ci sono dei giocatori che proprio umanamente, anche bene per una volta, cioè da vincitori, devono andare via, e non è un dispiacere, e non è un tradimento, è giusto a volte per entrambe le parti, e l'elenco temo che sia anche lungo. Io lo dissi, il procuratore di Meret, uno serio, parla mai, quella volta che parla è una volta, e l'hanno crocifisso nelle trasmissioni, quello è un nome da quel rinnovo di un solo anno. Ho detto non è un problema, c'è Golini, ma sono tanti giocatori. Ho detto, e il problema è che noi siamo, cioè, anche con questo dubbio dall'allenatore
e il direttore sportivo, c'è una bella rivoluzione se tu cambi allenatore e direttore sportivo lo stesso anno. Quindi lo facemmo anche con Vigon, vediamo, peccato perché il Napoli è in una posizione da tutti i punti di vista legale, politico, economico e tecnico di forza totale, dove in modo diverso rispetto alle modalità di quest'anno, ma veramente potrebbe vincere l'anno prossimo lo scudetto. Con un testa a testa e con la forza mentale dice vabbè, lo vinco 85-83 per dire, ma lo vinco, perché ci sono molte debolezze nel campionato italiano, e tu hai una situazione di forza, anche di una forza contrattuale, che De Laurentiis invece sembra voler sprecare. Questa cosa che non mi è piaciuta nell'intervista. Invece lui dovrebbe far valere, cioè non puoi andare nella trasmissione locale, dice lo scudetto non onestà, e poi vai a Repubblica e dimentichi tutto, dice la Marandri ha fatto una legge che ha penalizzato le squadre forti, che adesso sono... Però insomma, vediamo. Quindi l'ultima domanda te la faccio io per salutarti. Spalletti è un uomo d'amore o un uomo di libertà? Beh, io credo, non lo conosco personalmente, quindi ho la netta impressione che sia un uomo di amore, ma ovviamente di un amore un po' diverso rispetto a un amore napoletano e campano. D'altronde credo che sia credente e non è assolutamente non è una sola affermazione concreta, cioè non insinua nulla. Mi sembra che abbia un altro tipo di passionalità, no? Non è proprio viscerale come poteva essere il Petiso, però non è un uomo freddissimo. Mi sembra un uomo di amore, e credo mi possa sbilanciare perché poi è un uomo che soffre quando succedono certe cose. Chi soffre sono gli uomini, in questo caso stiamo parlando di un uomo, ma vale per tutti, non escludiamo il gentistesso, tutt'altro. E chi ama gioisce e soffre. Chi si lascia scivolare addosso le cose sono le persone, hanno tutto il mio affetto, la mia stima, io non ci sono mai riuscito, e per questo so più cinici, più no vabbè, ma non me ne frega niente. E invece lui a volte certe reazioni, certe cose che gli sono rimaste. D'altronde lui è venuto a Napoli per vincere, proprio perché non solo è un uomo d'amore, è un uomo d'onore, perché il trattamento che ebbe all'Inter è stato un trattamento, com'è che dice lui, sui comportamenti non corretto, e si è preso non una rivincita nei confronti dell'Inter, poi lui non ha mai parlato male, anzi, ma rispetto in generale proprio all'ambiente calcio. C'è un signore come Prandelli, mi piace citare in questo momento, che voglio salutare con grande affetto, perché se la mia memoria può anche sbagliare delle volte, fu il primo in Italia che concesse la passerella d'onore, e fu preso anni fa da molte critiche, ed è stato bello che l'ha rifatto la Fiorentina la settimana scorsa, che ha detto basta, io non ce la faccio più con questo calcio, mi disgusta, e abbiamo perso comunque, da un punto di vista calcistico chiaramente, perché poi ha la sua vita, una persona di valore nel calcio. E Spalletti credo che sia un uomo d'amore, credo, poi ti ho detto non ho mai avuto il piacere di parlarne, ma l'impressione di un uomo di amore, chiaramente non è nato a Napoli e non ha mai manco fatto il ruffiano come alcuni, ed è bello che a lui lo meritava anche a Roma lo scudetto, chiaramente non è successo. Io poi non sono uno che recrimina, perché tu dici l'avremmo meritato anche noi, ho capito, è successo adesso, c'è stato questo festeggiamento, alla fine non puoi continuare a pensare il passato, se Milik avesse segnato. Alla fine per Spalletti credo che sia una grande soddisfazione aver vinto finalmente uno scudetto, averlo vinto a Napoli, perché quindi, come dice, non sarò mai un uomo banale, non sarà mai uno scudetto banale, per quanto qualcuno vorrà raccontarlo così.
E siccome l'ha descritto dal suo avvento, no? Questo percorso emotivo, e chiudo, no? della capitale, Napoli, un certo tipo di capitale d'amore, beh, a questo punto non può che essere un uomo d'amore chi fa un certo tipo di discorso. È stato lo scudetto dell'amore. Non a caso, come ha detto Paolo Sorrentino, io non sono un sorrentiniano dell'ultima ora, ma della primissima ora. Ha detto: qualcuno gli sta dando fastidio che si è festeggiato troppo. Abbiamo appena iniziato, perché siamo uomini di amore. Mettetevi l'anima in pace, abbiamo appena iniziato. È un uomo d'amore, e forse anche per amore, forse sbaglio, che non ci lascerà, forse rilancia e vuole vincere ancora di più, lo capiremo. Però oltre alla correttezza di aver detto spetta alla società, ci sono delle cose tra le righe che mi fanno percepire un certo tipo di messaggio. Però lo capiremo. Un uomo d'amore, sicuramente noi gli vorremmo bene. Adesso la nuova generazione, Valerio, citerà a memoria con più difficoltà rispetto alle formazioni del passato che erano più blindate, no? Citerà a memoria questi nuovi 11 più 11 più 12 più 13 eroi, e non c'è più Mister Bianchi, non c'è più Mister Bigon, le 2B. Anche lui ha rotto questa leggenda che solo la B, io pensavo fosse, no, ho detto adesso BBS. Sono stato lungo. Comunque valutiamo queste partite non con parole gravi, vergogna. Avete visto quello che è successo con il Milan? Quello il Milan a colloquio con, come ha detto Anna Trieste, geniale, Ambrogio Carogna. Sì, un po' inquietante, poi ci dice. Non con quel tipo di parola, perché significa poi rinnegare tutto il lavoro che è stato fatto da Valerio, umilmente ogni tanto da me, e quindi questo analizzare il calcio in maniera brutale, non dico manco di pancia, in maniera superficiale, in maniera violenta. Si è violenti anche verbalmente, non solo con un ceffone. Però valutare anche, nel senso, sono le basi per fare bene in futuro, e noi vogliamo fare bene in futuro, quindi devono essere basi solide. Io preferisco basi solide perché preferisco l'anno prossimo divenire un buon Napoli. La sconfitta di oggi a voi dedico, e vi spero che vi dedicate solo un minuto di collera. Vi confesso che oggi io me ne sono presi 3, detto, e non sono un buon insegnante a questo punto di vista, però per una volta concedete all'insegnante di diventare un pessimo alunno. Un saluto a tutti. Grazie infinite sempre a Guido Gentile. Amici Bellini, io vi abbraccio, voi rimanete sempre sul pezzo, vi rimanete collegati. Volevo ringraziare le belle parole di Francesco che dice: un plauso a te, l'impegno che ci metti, gestione della chat ottima, i moderatori e il lavoro che abbiamo fatto preventivo, che poi ci permette anche di stare tranquilli e non succederà mai nulla di grave o di strano nella chat. Quando parla Guido e puoi leggere la chat, al di là vedo che accontenti tutti nonostante le difficoltà, fiero di seguirti dai 5.000. Grazie mille Francesco, grazie a tutti voi, e chiudiamo con la domanda: che faranno al prossimo anno? Già, quanto è importante che alla prima dell'anno prossimo ci sarà il tricolore sulla maglia, sarà la prima domanda in conferenza l'anno prossimo, segnatevela e io vi rispondo pure. Già vi rispondo tipo Spalletti: quanto è importante